Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mercoledì 1 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, della politica e dell'attualità. Tra l'altro alle 12:30 ci collegheremo con Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, per una conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Tanti i temi che sono sul tavolo, ma per l'appunto alle 12:30 il collegamento con il Balbi. La cronaca innanzitutto, la tragedia che ha coinvolto e sconvolto la conca dell'Alpago, dove nella notte è morto un uomo di 49 anni, molto noto, un imprenditore, un appassionato di sport. Ovviamente la conca dell'Alpago e non solo, tutto il territorio bellunese è in lutto, ma ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Cristian, io sono appena uscita dalla sede di lavoro di Gianluca Barattin, il 49enne che purtroppo è morto questa notte in una circostanza davvero incredibile quanto imprevista. Gianluca era a caccia, aveva appena ucciso un cinghiale, era a caccia di cinghiali, si trovava sopra su un'altana ad un'altezza di 15-20 metri. Ucciso l'animale, ha chiamato il cugino per chiedergli aiuto per andare a recuperare l'animale e si era andati a appuntamento più o meno di lì a un'ora. Questo è successo attorno a mezzanotte. Il cugino però, non vedendolo più arrivare, si è allarmato e ha cominciato a ripercorrere la strada a ritroso. Il luogo dell'incidente è localizzato nei boschi sotto Pian Formosa tra Chies d'Alpago e Tambre, una strada che si percorre, una strada bianca che si percorre agevolmente con un'auto, e poi però bisogna prendere una jeep e poi bisogna proseguire a piedi. Quando il cugino è arrivato, ha purtroppo trovato il corpo di Gianluca privo di vita sotto questa altana e ha dato subito l'allarme, ha chiamato i soccorsi, ha chiamato l'ambulanza e il 118 e questi ultimi hanno chiamato i carabinieri. Vi dicevo che sono a Tambre, ho appena finito di parlare con i colleghi di lavoro che stanno guardando attoniti la scrivania di Gianluca, che lavorava alla Lavina Costruzioni da 30 anni, era geometra esperto di questa impresa di costruzioni, e questa mattina lui seguiva tutti i cantieri. Questa mattina tutti i lavoratori, le maestranze dei cantieri che puntualmente alle 7 ricevevano la sua telefonata, ne hanno ricevuta un'altra, quella che sicuramente non si sarebbero aspettati. La sua scrivania è lì con le cose che ha lasciato ieri pomeriggio alle 5, aveva avvisato che stamattina sarebbe arrivato un po' più tardi perché avrebbe dovuto per l'appunto recarsi in un cantiere. Gianluca Barattin era una persona conosciutissima in tutta la conca dell'Alpago, non solo per la sua attività ma anche per il suo amore, la sua passione per lo sport, abile ciclista e sci alpinista. Era anche diventato da poco un imprenditore, perché a Chies d'Alpago aveva recuperato una vecchia casera e l'aveva trasformata, grazie a un progetto dell'amministrazione comunale, in una luxury, in una struttura luxury che stava dando buoni risultati. Gianluca non era sposato, era celibe, viveva con gli anziani genitori che non stanno peraltro bene, e la notizia sicuramente ha peggiorato le loro condizioni di salute. In questo momento c'è davvero grandissimo sgomento, non solo a San Martino, dove Gianluca Barattin viveva, a Chies, Lamosano, ma anche e soprattutto a Tambre, dove tutte le persone che hanno le attività che si affacciano sulla strada principale sono completamente sconvolte. E questo è quello che vi posso raccontare. Naturalmente gli altri dettagli nel telegiornale di questa sera. Ecco, una cosa, no? Dice, Prego, lascia un grande vuoto, naturalmente.
lo ricordano come una persona attenta, non maldestra, e quindi è assai probabile che questa caduta sia stata provocata o da un malore o per davvero da una disgrazia, scivolato maldestramente magari da questa altezza che era molto, molto importante e purtroppo anche fatale questa caduta. Grazie, Mi restituisco la linea. Grazie davvero per questa tua corrispondenza, grazie quindi alla nostra Tiziana Bolognani. Tra l'altro, sempre per la cronaca, in mattinata si è registrato un incidente mortale in A13, è successo all'alba alle 6 questa mattina per l'appunto sulla Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna. Tragico scontro al chilometro 39, coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Nell'incidente 3 persone sono rimaste ferite, una ha perso la vita. È stata poi una mattinata di caos, letteralmente il caos sulla viabilità dell'autostrada e su quella collegata. La cronaca ci porta adesso nel Trevigiano, a Spresiano, per una maxi rissa in piazza tra stranieri nella notte. 2 i feriti, uno tuttora ricoverato in condizioni serie all'ospedale. Cominciamo dalla cronaca di Nicola Zanetti, poi andiamo a Spresiano. Le botte, le urla, i coltelli e a terra 2 giovani. È la scena alla quale si sono trovati di fronte la scorsa notte i carabinieri in piazza Rigo a Spresiano, dopo la maxi rissa che ha visto coinvolta una decina di stranieri armati di coltelli e manganelli. A lanciare l'allarme gli avventori del bar davanti al quale è scoppiata la violenza per motivi ancora da accertare, poco dopo le 23:30. All'arrivo dei militari le 2 bande che si sono fronteggiate, stranieri dell'est da una parte e nordafricani dall'altra, si erano già dileguate, mentre i sanitari del SUEM soccorrevano 2 25enni magrebini, già noti alle forze dell'ordine. Entrambi presentavano ferite da arma da taglio. Uno dei 2 è tuttora ricoverato in ospedale in serie condizioni con profonde lesioni al torace. I carabinieri stanno indagando a tutto campo per identificare i protagonisti e i motivi della maxi rissa che ha scatenato il panico in zona. E ritorniamo quindi in questa zona di Spresiano. Per noi collegati ci sono Francesca Bozza e il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Francesca, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Ringrazio davvero il sindaco Marco Della Pietra per essere con noi in questa giornata difficile, sindaco, perché quando succede un fatto così grave, inquietante anche nel pieno centro, perché la piazza alle mie spalle è il luogo in cui è accaduta la rissa e qui a pochi metri abbiamo il municipio dal quale è appena sceso il sindaco Della Pietra. E, insomma, un risveglio certo non piacevole per un primo cittadino di fronte ad episodi del genere. Direi proprio di sì. Tra l'altro io alcuni particolari li ho ascoltati adesso sul vostro servizio, perché non è che sapessi con certezza cosa è accaduto. So che le forze dell'ordine stanno compiendo le loro indagini e quindi adesso attenderemo noi da parte nostra, mettiamo a disposizione tutte le eventuali immagini delle telecamere di sicurezza che abbiamo qui in piazza. Sì, questa è una zona tra l'altro videosorvegliata, qui vicino c'è proprio il cartello, quindi potrebbero tornare utili queste immagini per capire chi sono i responsabili di questa rissa. Sì, non lo so, penso che poi dopo le forze dell'ordine faranno le loro valutazioni. Sì, è arrabbiato perché insomma essere definito un comune Far West, una scena da Far West, un po' da fastidio. Lei me l'ha detto come appena ci siamo incrociati. Ma il fatto è che quando si adoperano certi titoli poi dopo davvero si rischia di creare ancora più preoccupazione. Già siamo in un periodo in cui basta poco. È vero che è successa una cosa molto grave, è vero che ne stanno succedendo diverse nell'ultimo periodo, non solo qui a Spresiano, ma ciò non vuol dire che il mal comune sia mezzo gaudio. Qua c'è un'evidente lacuna probabilmente che abbiamo sui nostri territori, che è quella che probabilmente non siamo sufficientemente supportati da parte del Ministero con le forze dell'ordine che dovremmo avere. Io qui ho una caserma in un territorio che sappiamo bene è al centro della provincia, abbiamo 2 provinciali, una statale, la stazione dei treni, adesso arriva anche Pedemontana, abbiamo 7 unità nella nostra stazione dei carabinieri, io credo che dovrebbe averne almeno il doppio. Poi dopo vedi che anche dal governo decidono di terminare così il progetto Strade Sicure. Io ho sentito dei miei colleghi dire che sarebbe
sarebbe sicuramente un buon deterrente avere l'esercito per strada. Adesso io non ce l'ho la soluzione, però ecco, per evitare certe cose probabilmente si potrebbero prevenire. Quindi maggiori controlli, è un po' arrabbiato, maggiori controlli, maggiore supporto, perché poi rischia di ricadere anche sulla polizia locale, che sappiamo non avere chissà che uomini e donne a disposizione. Ma è che la polizia locale deve fare delle altre cose, cioè un accoltellamento, perdonatemi, la polizia locale magari non è proprio il pane quotidiano della polizia locale. Io credo che serva sedersi e fare un ragionamento a tutto tondo, perché poi non è giusto che ci rimetta un territorio che per 364 giorni all'anno giorni all'anno è tranquillo, e poi dopo succedono queste cose qua, e succede ovunque, non va bene. C'è anche, lei ha detto, ci sono tanti episodi che si stanno, e noi li raccontiamo nei nostri telegiornali, non qui solo qui a Spresiano, in altri comuni, ma denotano anche un disagio sociale, un problema sociale che andrebbe anche affrontato, magari anche facendo rete tra i sindaci. Ma io cosa volete? Quando la gente si accoltella a parlare di disagio sociale, veramente mi pare un po' un eufemismo. Qua c'è della delinquenza, c'è poco da fare. Il disagio sociale, quando ero giovane io, al massimo era una scazzottata, parlare un po' ad alta voce, insomma, urlarsi dietro. Però ragazzi, tirare fuori i coltelli, cocci di bottiglia, così almeno ho sentito, mi pare francamente che c'entri poco anche il disagio sociale, scusate. Qui è proprio un discorso di delinquenza, e bisogna fare qualcosa a monte. Chiederà un incontro al prefetto? Io non lo so cosa chiederò, anche perché poi ho sentito per futili motivi, adesso ci sarà qualcun altro a fare l'indagine, a fare chiarezza sull'accaduto. Quello che è un dato di fatto è che Spresiano viene sicuramente martoriata da questo punto di vista qua, e non mi va bene, perché non è così, Spresiano non è questa. Grazie Sindaco Marco Della Pietra. Cristian, se non hai domande per il primo cittadino ti restituirai la linea. Grazie Francesca, grazie a te e al Sindaco Marco Della Pietra, che tra l'altro domenica era qui nei nostri studi. Avevamo parlato di risse soprattutto fra giovanissimi, alla luce di quello che è successo sabato all'Ancenigo di Villorba. È un altro tema ancora quello delle baby gang. In questo caso stanotte parliamo appunto di una rissa fra extracomunitari, quindi scoppiata all'interno di un determinato contesto, però poi c'è tutto il tema anche del disagio giovanile che appunto Spresiano sta affrontando con delle iniziative. A tal proposito, Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? No, io credo che sicuramente come istituzioni siamo chiamati a fare il nostro, e lo facciamo. È vero che però dobbiamo avere un aiuto da parte dello Stato centrale, perché da soli non possiamo farcela. Il sindaco, il comune, l'amministrazione non può diventare il capo espiatorio di qualsiasi cosa di negativa accada sul territorio. Quando le cose sono positive è tutto dato per scontato, no? E invece quando sono negative si distrugge un territorio, cosa che non mi piace, davvero. Noi stiamo facendo il nostro e anche di più, perché credetemi che in questo periodo qua tutti noi sindaci stiamo facendo più di quello che saremo chiamati a fare, però abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di supporto, quindi che qualcuno si metta una mano sul cuore e ci pensi seriamente. Ecco, lei dice, gliela butto là, il Comune potrebbe in un eventuale procedimento penale a carico di questi soggetti costituirsi parte civile e chiedere i danni d'immagine? Perché è un tema sul quale lei da tempo sta facendo leva. Sì, appunto. Allora, proprio tu, Cristian, dici da tempo. Se invece fosse una cosa immediata sarebbe molto più semplice. In realtà, sono più azioni volte a mettersi la coscienza a posto, no? Lasciami usare questo termine, però non portano a nulla. O meglio, bisogna aspettare tantissimo tempo affinché si giunga a qualche risultato. Noi già per un procedimento di lunga data ci siamo costituiti parte civile, di fatto adesso cominceremo a distanza di 5 anni, inizieremo a vedere qualche risultato. Quindi ma capite diciamo, Sindaco, bisogna agire subito. Messaggio forte e chiaro. Grazie Sindaco Della Pietra. Io credo che si debba agire subito, e soprattutto anche, scusatemi, mi pare di far propaganda, il solito discorso della certezza della pena.
però una volta che li si becca, perché guardate, anche le forze dell'ordine sono frustrate nel vedere magari giorni, mesi di indagini, appostamenti e via dicendo, e poi dopo 3 giorni sono fuori, insomma, questi personaggi, per cui ecco. Mi sembra soprattutto, Cristian, poi chiudiamo, che sia un appello affinché i sindaci non vengano lasciati soli nel compito di garantire la sicurezza. C'è bisogno di un coordinamento a livello nazionale per supportare i primi cittadini in questa battaglia molto molto importante, perché come hai detto il sindaco poi rischiamo di causare un danno proprio all'immagine, certo, di un comune per un singolo fatto di sangue come quello di ieri. Grazie davvero, grazie Francesca, grazie Sindaco Della Pietra, buona giornata e buon lavoro. Per la cronaca andiamo nel Veneto orientale, a Musile di Piave, dove dei ragazzini sono stati sorpresi a scattarsi delle fotografie con il cellulare, pensate, sui binari del treno. Questo gruppo di adolescenti è stato convocato dal sindaco per seguire un corso sulla sicurezza impartito dalla Polfer. Si sono scattati un selfie mentre si trovavano a ridosso dei binari del treno, come avevano visto fare sui social network. E così 4 adolescenti di Musile di Piave sono stati convocati dal sindaco Silvia Susanna per seguire in municipio una lezione impartita dagli agenti della Polfer sui rischi che può comportare l'emulazione di gesta che si vedono su internet. Peraltro gli agenti della polizia ferroviaria hanno spiegato come spesso si tratti di fotomontaggi. Ora l'argomento sarà esteso a tutti, accanto ai corsi contro il bullismo che già si svolgono all'Istituto Comprensivo. I ragazzi erano stati visti da un passante che aveva allertato la polizia locale. Il sindaco poi ha preferito alla denuncia l'impartizione ai ragazzi di una lezione civica e di buonsenso. A proposito di minorenni nei guai che l'hanno combinata grossa, atti vandalici si sono registrati a Cornedo, quindi siamo nel Vicentino, con il sindaco che ha ribadito tolleranza zero nei confronti di chi deturpa il bene pubblico. Identificati e denunciati 3 minori ritenuti responsabili di atti vandalici ai danni dell'area centrale di Cornedo, piazzetta Brigata Cadore, denominata l'area del beach volley, luogo frequentato da associazioni, giovani e famiglie. A giocare un ruolo chiave le telecamere di videosorveglianza. I fatti si riferiscono ad una notte di febbraio, quando a seguito dei danneggiamenti vari e cartelli stradali divelti erano scattate le indagini della polizia locale Valle del Lagno, che è riuscita a rintracciare i minorenni. Il comune di Cornedo ribadisce la linea dura contro i gesti che deturpano il bene pubblico. È un reato molto grave, è un reato che comporta la procedibilità d'ufficio, quindi anche senza la querela di nessuno questo reato viene perseguito dalla procura. I nostri ragazzi vengono segnalati alla procura e questo comporta per loro non poche beghe, non poche grane. Da sindaco voglio confermare che questi tipi di atti vandalici, di forme di degrado giovanile non verranno più e mai più tollerati, verranno perseguiti sempre puntualmente questi atti fino a trovare i responsabili, come è stato fatto in questo caso. Ma l'appello del sindaco su Facebook qualche giorno fa, rivolto al senso di responsabilità dei genitori, non è caduto nel nulla, in merito ad un altro e più recente episodio che riguarda però la nuova staccionata dell'asilo comunale, messa nuova da pochi mesi e già imbrattata. E devo dire che con grande senso di responsabilità alcuni genitori si sono fatti avanti con i ragazzi, che con spirito di pentimento hanno chiesto scusa al sindaco come scuse a tutta la città, e si sono impegnati a ripulire e a ripagare la sistemazione di questa staccionata nuova. Da parte mia ho detto che come sindaco non tollererò più questi tipi di atti e perseguirò puntualmente fino anche alla querela alla Procura della Repubblica per questi atti vandalici. Come genitore posso capire e comprendere uno sbaglio e quindi mi rendo disponibile ad assecondare quei genitori o quei ragazzi che in un'ottica di pentimento vogliono riparare al sbaglio fatto.
Come vedete, come sentite, c'è tanta esasperazione in questo preciso momento storico nelle parole dei sindaci. Avete sentito adesso il sindaco di Cornedo Vicentino Francesco Lanaro, poco prima il collegamento in diretta con il primo cittadino di Spresiano Marco Della Pietra. C'è poco da fare, servono strumenti per le amministrazioni comunali che sono chiamate anche a gestire i problemi derivanti dalla sicurezza, quindi un disagio giovanile che si è acuito ed è esploso con la pandemia e poi fenomeni delinquenziali che c'erano già prima ma che in qualche modo sono stati esacerbati dai tempi. Sono testimonianze che stiamo raccogliendo. Tra l'altro tensione a mille anche nel Padovano. Continuiamo con la cronaca, dove un anziano di Trebaseleghe è stato denunciato per aver esploso un colpo di fucile in aria. Vediamo perché. Indagine lampo dei carabinieri di Campo San Piero che hanno denunciato un uomo di 76 anni di Trebaseleghe che 2 sere fa ha sparato un colpo di fucile in aria infastidito dall'abbaiare di un cane a passeggio con il padrone, un 46enne del luogo in compagnia del figlio. Prima di sparare il 76enne si era affacciato dalla finestra dell'abitazione e imbracciando il fucile aveva minacciato i 2 chiedendo loro di allontanarsi. Avvisato il 112, i militari hanno denunciato l'anziano per minaccia aggravato, messa a custodia di arma, accensioni ed esplosioni pericolose. Nell'abitazione è sequestrato, oltre al fucile, un revolver e diverse cartucce calibro 50, tutto regolarmente denunciato. C'è ancora tantissima cronaca di cui darvi conto, poi alle 12:30 ci colleghiamo con Palazzo Balbi per tutti gli aggiornamenti sul fronte delle politiche amministrative. Ci sarà il governatore del Veneto Luca Zaia. Tra l'altro posso già anticiparvi che si illustrerà un progetto contro la tratta dei migranti. Ci saranno anche autorevoli esponenti della giustizia veneta, ma farei così, qualche istante di pubblicità e poi ancora qui in diretta, fra poco. Di nuovo in diretta qui su Antenna 3 per raccontarvi di questo 1° giugno a Nord-Est. Vi ricordo che alle 12:30 ci collegheremo con Palazzo Balbi per la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Ma andiamo avanti con la cronaca e andiamo nel Padovano per parlare del caso di caporalato in agricoltura che ha interessato la Bassa Padovana. Ai domiciliari si trova un cittadino marocchino di 30 anni accusato dello sfruttamento di 23 persone. A notare lo strano andirivieni nella piazza di stranieri i cittadini di Pernumia che si sono rivolti al sindaco. Piccoli paesi, comunità dove non sfuggono movimenti inusuali. Lo erano anche le passeggiate di giovani stranieri nella piazza di Pernumia. Nessuno poteva immaginare che fossero persone sfruttate nei campi sotto minacce per un misero compenso, costrette a lavorare 15 ore di seguito senza sosta, marocchini, gambiani, senegalesi. L'indagine terra promessa dei carabinieri con l'arresto di un marocchino di 30 anni, colui che tirava le fila di un'impresa redditizia, ha portato alla luce quanto accadeva. I cittadini sospettosi erano andati più di un anno fa dal sindaco Marco Montin, che si è rivolto ai carabinieri di Monselice. Io sono sindaco da settembre del 2020 e la questione era una questione abbastanza palese, insomma, vedevano queste persone e siccome non sapevano chi fossero, qualche persona si è avvicinata e mi ha confidato che vedeva sto giro di persone. Un'indagine che riporta alla luce il grave problema della manodopera in agricoltura. Il sindaco difende le aziende del territorio. Siamo vocati all'agricoltura, l'agricoltura è un settore della nostra economia che è fondamentale. Quindi noi tuteliamo le nostre aziende in maniera assoluta, quindi questo per noi è un danno anche di immagine, quindi non voglio neanche sentir parlare che le nostre aziende possano essere interessate da questa cosa e anzi spero che nell'indagine questo venga fuori in maniera espressamente e soprattutto chiarissimamente in maniera inconfutabile, ecco.
Quindi me lo auguro quanto prima che questa cosa venga definita, perché le nostre aziende sono il nostro sangue, il nostro lavoro, e noi tuteliamo chiaramente le nostre aziende. La sede legale dell'attività riconducibile al cittadino marocchino agli arresti domiciliari si trovava nel comune di Stanghella. Per Numi era un crocevia, un punto di passaggio, secondo il sindaco. L'attività giudiziaria va avanti, il problema dei raccolti nei campi e della difficoltà a reperire manodopera resta. E di caporalato, di sfruttamento della manodopera si è parlato tanto in questi mesi nel Padovano, soprattutto con il caso, l'indagine che ha coinvolto Grafica Veneta, il colosso Grafica Veneta. Ieri la notizia che la Procura della Repubblica di Padova ha chiesto 12 rinvii a giudizio e 5 archiviazioni. Tra queste archiviazioni richiesta per il patron di Grafica Veneta, Fabio Franceschi. Vi riproponiamo il suo commento. Sono particolarmente felice perché per quanto mi riguarda il rapporto con i miei collaboratori è fondamentale, è la base del successo di Grafica Veneta in questi ultimi anni. Comunque tutto questo non aveva rallentato tutto quello che era la nostra operatività, tanto che dopo l'incontro con l'imam avevamo assunto più di 40 ragazzi pakistani che ci stanno dando grande soddisfazione nella produzione, tanto che stiamo prevedendo di assumerne altri 20. Il gruppo sta andando bene, tanto che anche in America stiamo trovando una collaborazione con l'ambasciata pakistana per assumere altre 50 persone nel nostro stabilimento. Grazie. È una storia che lascia l'amaro in bocca, però guardiamo avanti con serenità e vediamo di costruire e di creare più posti di lavoro possibile per il territorio. Questa quindi la reazione a caldo di Fabio Franceschi dopo l'archiviazione di ieri la richiesta di archiviazione di ieri formulata dalla Procura della Repubblica di Padova. Ritorniamo nel Vicentino per parlare di sicurezza, in particolare a Valdagno, dove sono stati potenziati i controlli. Carabinieri della compagnia di Valdagno in prima linea per la sicurezza, intensificata la vigilanza delle contrade di montagna nell'alta valle dell'Agno e del Chiampo con attività di controllo e prevenzione. Sulla base delle segnalazioni effettuate dai militari, il questore di Vicenza firma 4 avvisi orali e un foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetti che vivono a Valdagno, Montorso, Cornedo Vicentino e Arzignano. In particolare il foglio di via notificato ha posto il divieto a un giovane di Valdagno di entrare nel territorio di Vicenza per 3 anni perché sarebbe stato protagonista di una serie di furti commessi nel centro storico del capoluogo. Eventuali violazioni del divieto comporterebbero l'arresto con pene da 1 a 6 mesi. Siamo pronti e quindi c'è un po' l'attesa, il clima dell'attesa, i tecnici al lavoro, tutto predisposto per la conferenza stampa a breve del governatore Zaia in diretta da Palazzo Balbi. Comunque ancora qualche istante di attesa, noi continuiamo con la cronaca che ci riporta a Treviso. Ci riporta a Treviso per una... Ecco, qui invece ringrazio la regia, il processo nell'aula bunker che si sta tenendo proprio in questi minuti, il processo a carico di Gianni Zonin, ex numero 1 della Banca Popolare di Vicenza. Come sapete c'è l'appello in corso, le udienze per l'appello. Sul posto per noi c'è la nostra Anna Maria Parisi. Nel momento in cui riusciremo a collegarci, appunto una volta assunte tutte le informazioni, lo faremo nel corso di questa diretta. Parliamo ancora di sicurezza, ancora di controlli, ancora di furti. Andiamo nel Trevigiano, dove non c'è pace per i bar e i locali del centro di Treviso, che sono bersaglio ormai da alcune settimane di un ladro seriale. L'ultimo colpo ai danni di un altro notissimo ristorante.
Un tombino lanciato contro la vetrata poco dopo la mezzanotte è l'ennesimo colpo del ladro seriale che da un mese imperversa in centro a Treviso, è diventato ormai il terrore di bar e locali. Dalla pasticceria Nascim Ben alle osterie Cae de Oro e Tony del Spin. Fino all'ultimo bersaglio, l'osteria All'Oro, dove la titolare Maria Rossetto si è vista infrangere la porta d'ingresso, spariti fondo casse e 2 telefoni. Come spesso accade in questi casi, maggiore il danno alla struttura mandata in frantumi che il bottino vero e proprio, oltre alla rabbia per la propria attività violata. Le indagini, come negli altri casi, sono affidate alla polizia, che sta cercando di dare un volto e un nome al responsabile, utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e gli indizi raccolti sui luoghi delle scorribande. Mi dicono dalla regia che dovrebbe mancare poco al collegamento con Palazzo Balbi, possiamo vedere anche la finestra, manca davvero pochissimo, giusto il tempo per mostrarvi questo breve servizio che ci porta a Padova, dove c'è stato un blackout. Una notte buia, priva di inquinamento luminoso, è quella di cui hanno goduto, senza averla chiesta, alcuni cittadini di Padova e dei comuni limitrofi, Selvazzano, Rubano e Limene, intorno alla mezzanotte. Un cortocircuito, una cabina dell'Enel all'origine del blackout, al buio la zona di Corso Milano, via Savonarola, via San Pietro, ma anche via Trieste, senza elettricità a parte di Tencarole, caselle di Selvazzano dentro, interrotta anche la proiezione in corso nella sala cinema di Limena. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di cittadini che segnalavano ascensori bloccati e chiedevano spiegazioni. Immediato l'intervento dei tecnici, tutto si è risolto nel giro di un'ora. È appena arrivato Zaia, ci colleghiamo con Venezia. Il dottore Laganà, che è il presidente del Tribunale di Venezia, che avete riconosciuto, e il dottor Stefano Pes, che è responsabile per l'Italia dell'Agenzia Europea EUA. Dove è il dottor Pes? Eccolo qui. La dottoressa Maria Grazia Benedetti, magistrato ordinario applicato alla sezione protezione internazionale, buongiorno, il dottor Federico Cappelletti, consigliere dell'Ordine degli Avvocati, e la dottoressa Giuseppina Di Bari, progetto Navigare. Ci siamo tutti. Intanto grazie a tutti gli ospiti e benvenuti. Oggi vi dico che presentiamo, diciamo anche con una punta di orgoglio e soddisfazione, questo progetto. Poi ve lo dirà il presidente Laganà. Stiamo parlando della prima presentazione e della prima operatività a livello nazionale. Stiamo parlando di un progetto che si chiama Navigare e fondamentalmente si rivolge, o meglio, interviene per la risoluzione di un problema che è quello della tratta di esseri umani e dei maltrattamenti e dello sfruttamento in generale. Ecco, voglio dire, qual è il concetto di questo progetto? Il concetto di questo progetto passa attraverso una collaborazione e questo protocollo che noi abbiamo già deliberato con il Tribunale, e per questo motivo è qui il Presidente Laganà, che è una collaborazione che ci vede impegnati sotto il profilo socio-sanitario, che ci vede impegnato con le professionalità che ovviamente saranno necessarie. Ci sarà ovviamente l'impegno da parte del Tribunale anche nel garantire percorsi di natura giudiziaria, fra virgolette calendarizzando i percorsi per le persone che sono coinvolte da tratta e da sfruttamento, e dall'altro voglio anche dirvi che i dati sono dati che parlano chiaro. Io vedevo un po' di dati nel prepararmi per questa conferenza stampa e per il progetto, se non ricordo male i dati, si parla di oltre il 67% di donne coinvolte, del 27% di uomini e poi un 5% di transessuali, il che ci dà uno spaccato di un'emergenza sociale non indifferente. Penso che voi stessi lo ricordate nei vostri articoli quotidianamente, non so, di storie di sfruttamento, magari negli ambiti lavorativi, no? Se vedete i dati dell'Italia, vedete il Veneto che ha un colore più intenso, no? Come intensità di fatti, però è altrettanto vero che qui i controlli si fanno in maniera assolutamente importante, e quindi vi inviterei anche a guardare i dati rispetto anche ai lavori di prevenzione che si fanno. E dall'altro non c'è solo lo sfruttamento in ambito lavorativo, ma c'è poi tutto quello che è la tratta di esseri umani, pensate tutto l'ambito della prostituzione e tutto quello che spesso queste povere donne subiscono, magari attirate nei nostri territori con l'inganno, con le false promesse, requisendo i loro
magari i documenti e quindi i passaporti, insomma è un vero e proprio regime di schiavitù. Quindi noi ci siamo su questo, ci fa piacere essere i primi e volevamo lanciare questo. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e in particolar modo i presenti che fanno parte della delegazione con il Presidente Laganà, e passo la parola al Presidente. Prego. Grazie Presidente. Prego. Buongiorno, sono io che intanto ringrazio il Presidente Zaia e anche l'assessore Lazzarin per la grande sensibilità istituzionale che hanno dimostrato nel partecipare e nel concludere questo protocollo che pone effettivamente il Veneto all'avanguardia nella tutela di queste gravissime attività nei confronti di vittime di tratta. Ringrazio anch'io particolarmente coloro che sono stati anche dal punto di vista nostro i motori di questo protocollo, cioè la dottoressa Maria Grazia Benedetti, giudice applicato alla sezione protezione internazionale, senza la cui attività questo protocollo non ci sarebbe stato, e voglio riconoscerlo. La dottoressa Di Bari che si è spesa moltissimo, l'EASO che tramite i suoi ricercatori, EASO ora è EUA, che tramite i suoi ricercatori presso il Tribunale di Venezia, la dottoressa Pepe e il dottor Pea hanno partecipato attivamente. Ed in effetti questo protocollo intanto attua una precisa disposizione di legge che è l'articolo 10 del decreto legge numero 24 del 2010, che prevede il coordinamento istituzionale tra tutti gli organi che si occupano di queste attività, ma attua un concetto fondamentale per le istituzioni, che è il concetto di rete, in cui ognuno apporta i propri saperi per arrivare ad un determinato risultato. Concetto di rete che in questo caso si coniuga nel protocollo anche in un aspetto della formazione che ciascuno per la propria competenza potrà dare agli altri enti coinvolti in questo progetto. Il progetto Navigare, che riguarda appunto le vittime di tratta non solo di reati di natura sessuale, ma anche di lavoro forzato, accattonaggio, traffico d'organo e tutto quello che può essere assimilato alla tratta, era già in parte operativo con riferimento alla collaborazione prestata alle commissioni territoriali ed anche agli avvocati che si occupano di immigrazione, ma con questa sinergia che si è realizzata col Tribunale di Venezia, che ospita, unica in Veneto, la sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, realizza una vera e propria possibilità di approfondimento e di assistenza per quanto riguarda le vittime di tratta, anche perché c'è da considerare che spesso, per ragioni che sono connaturate alla stessa natura di vittima, il momento della tratta emerge solo successivamente, emerge con il ricorso, emerge con l'attività di ascolto giudiziario, e quindi perché c'è un'oggettiva ritrosia personale, ma c'è anche una cappa di condizionamenti a carico di queste persone, gravate spesso da debiti che devono pagare per il viaggio, da rituali magici anche che la vincolano al silenzio. Quindi rompere questo tipo di omertà non è facilissimo e spesso, come dicevo, emerge soltanto nell'ambito dell'attività giudiziaria. Ecco che a questo punto entra la possibilità di agire in sinergia con il progetto Navigare, di servirsi delle loro specifiche competenze, dei loro saperi, per approfondire e capire se effettivamente esiste una situazione di tratta di esseri umani. Il protocollo sarà a voi distribuito
distribuito, quindi non entro nei dettagli. Voglio sottolineare soltanto un ultimo aspetto: è stato giustamente previsto che questo protocollo non sia rigido, è flessibile, nel senso che dopo 6 mesi dalla sua sperimentazione sarà possibile integrarlo, modificarlo e precisare alcuni punti, con la collaborazione naturalmente di tutti, così come sarà dopo un anno possibile avere una relazione sui suoi effetti e eventualmente implementarlo, aggiustare con la sperimentazione tutto quello che è necessario in maniera da avere i risultati migliori. Mi fermo qui e ringrazio nuovamente il Presidente per l'ospitalità. No, siamo noi a ringraziare. Aspetti. Se ci sono domande per il Presidente, per favore. Buongiorno Presidente. Grazie. Angela Pederiva, Gazzettino. Volevo chiederle questo: ad ogni inaugurazione dell'anno giudiziario vengono sottolineate le carenze purtroppo di organico che affronta tutto il distretto, ma in particolare poi anche il Tribunale di Venezia. Relativamente all'attività condotta appunto dalla sezione specializzata, su cui grava anche tutto questo tipo di lavoro, è ancora quell'imbuto, mi perdoni l'immagine, che conoscevamo, nel senso che lì arrivano tante cause che poi fanno fatica ad essere appunto smaltite? Qual è la situazione? Devo dire che la situazione era drammatica nel 2019, ci sono state quasi 5.000 iscrizioni in quell'anno. È migliorata anche per effetto della riduzione degli arrivi per il Covid nei 2 anni successivi, anche grazie a 2 applicazioni extradistrettuali che abbiamo ottenuto. La dottoressa Benedetti, che è consigliere della Corte d'Appello di Roma, un altro collega che adesso è in Cassazione e un altro giudice che arriverà per questo da Alessandria, siamo riusciti in 2 anni a ridurre la pendenza di oltre 2.000 procedimenti. La strada è ancora lunga, però una riduzione oggettiva si è verificata grazie al lavoro di tutti i colleghi, ora al lavoro anche degli addetti del processo. Sono stati assegnati alla sezione 5 addetti del processo, ora ne arriveranno altri 29 per tutto il Tribunale e quindi potremo incrementare anche l'ufficio del processo della protezione internazionale per avere risultati il più possibile positivi, anche per non lasciare, come ho sempre detto, in clandestinità, tra virgolette, una serie di persone che magari adesso riescono a lavorare e quindi possono avere anche la protezione speciale, che si sono integrati e inseriti nel tessuto sociale, espellendo quelli invece che questa attività di integrazione non l'hanno percorsa. Altro? Prego. Giuseppe Bucca per la TGR, volevo chiedere al Presidente se poteva inquadrare il fenomeno in Veneto dando qualche dato e se con l'arrivo dei profughi dall'Ucraina c'è un rischio di un aumento dei casi o se è già registrato. Grazie. Allora, i dati di maggior pendenza dei procedimenti, che risalgono appunto a fine 2019, erano di quasi 7.000 procedimenti pendenti, che adesso, come diceva la sua collega, sono stati ridotti a 4.800 circa. A semestre finito avremmo i dati più precisi. Devo dire che grazie alle direttive europee sull'ottenimento della protezione speciale, l'arrivo di profughi ucraini non ha inciso sulla sezione protezione internazionale, perché viene già concessa in gran parte la protezione speciale. L'unica cosa che abbiamo fatto è stata quella di dare priorità ai profughi ucraini che avevano già
precedentemente proposto una richiesta di protezione speciale in maniera da trattarli il più velocemente possibile, e così abbiamo fatto e così faremo con priorità per coloro che sono vittime di tratta, per coloro che provengono da altri stati come il Mali per esempio, in cui viene riconosciuto lo status di rifugiato per l'esistenza di un conflitto, e per tutte le situazioni che appaiono maggiormente urgenti, nei limiti e nelle possibilità del nostro Tribunale, naturalmente. Altro? A posto? No, voglio ricordare che noi abbiamo in questo momento circa 14.500 profughi ucraini che sono... Ah sì, scusa, perdoni. Prego. Voglio ricordare rispetto agli ucraini, perché poi spesso i vostri colleghi lo chiedono, abbiamo 14.500 profughi ospitati in questo momento, l'85%, anche un po' di più, sono donne e bambini sotto i 14 anni. I flussi che inizialmente erano di circa 500 persone al giorno si sono ridotti moltissimo, e quindi sostanzialmente abbiamo avuto una prima fase di ricongiungimenti familiari o amicali, insomma di conoscenti, dopodiché a 2000 km di distanza tu non ci vai per fuggire dalla guerra, ti fermi prima, quindi è esattamente accaduto questo, come se noi scappassimo dalla guerra e andassimo in Svezia, abbiamo qualche altro paese nel quale fermarci prima, quindi siamo arrivati al completamento dei ricongiungimenti familiari. Devo dire, ed è stato un esempio la struttura che abbiamo inaugurato virtualmente 2 giorni fa, Farra di Soligo. Il grande tema è il tema delle disabilità, è rappresentato dalle disabilità, perché arrivano molti bimbi con disabilità o autistici. Ricordo che il dato più o meno è anche simile per l'Ucraina, siamo su un caso, un nato ogni 77 è autistico. E dall'altro c'è anche il grande tema ovviamente dei minori non accompagnati, ovvero quei minori che arrivano qui senza genitori. Quindi non avremo il problema della tratta di esseri umani, dello sfruttamento rispetto agli ucraini, ma sicuramente c'è un tema sociale che dobbiamo affrontare. E ben venga il lavoro del Tribunale che ha velocizzato, diciamo, la protezione, quindi il riconoscimento della protezione a livello internazionale, perché comunque ha agevolato anche per noi tutta una serie di procedure. Pensate solo al tema del riconoscimento dell'assistenza sanitaria provvisoria, piuttosto che il tema delle residenze o altro. Sono a ringraziare i veneti, perché 15.000 famiglie venete stanno ancora in questo momento dando ospitalità, o si sono messe a disposizione per ospitare gratuitamente profughi. Ovvio che in alcune strutture nostre pubbliche ne abbiamo, per un semplice motivo, che sono persone che hanno bisogno di assistenza. Noi abbiamo degli oncologici, anche giovani e in età pediatrica, che sono giunti qui, che hanno addirittura interrotto le chemioterapie strada facendo, perché comunque la guerra è scoppiata nel bel mezzo della loro terapia, del loro diciamo, protocollo di chemioterapia. Gli stiamo curando presso l'azienda ospedaliera di Padova e presso anche altre strutture, poi dipende dalle patologie. Abbiamo anche qualche ferito che stiamo curando, ferito ovviamente a causa dell'evento bellico. Insomma, questo è uno scenario, però gli arrivi si sono normalizzati, insomma siamo ai limiti della gestibilità e sono assolutamente normalizzati. Altre domande? Prego. Qualche dettaglio su questo, Presidente? Qualche dettaglio su questo progetto, cioè come si concreterà questa collaborazione, mi pare di capire a sfondo sociosanitario soprattutto. Sì, ma non soltanto. Filippo Tosato, giornali Gedi. Sì, mi scusi. Certo. Non sarà solo a sfondo sociosanitario, ma sarà anche di collaborazione, di approfondimento della natura della richiesta di protezione, per verificare se emergono tutti gli indici di tratta, che sono indici molto complessi, nascono anche da una elaborazione del UNHCR
e nel momento in cui dal fascicolo emergeranno indici di tratta, il Tribunale potrà richiedere alle commissioni territoriali tutta la documentazione, anche quella segretata, e poi nel corso della prima udienza, anche su richiesta dei difensori, che avranno naturalmente un ruolo anche importantissimo per segnalare vicende del genere, e sempre con il consenso della parte, perché il consenso è assolutamente necessario, si trasmetterà il documento e il verbale al progetto Navigare, che potrà fare intanto tutte le attività di assistenza necessarie, ma anche tutte le attività di approfondimento della fattispecie, e invierà una relazione direttamente al Tribunale, e tra l'altro potrà anche partecipare a delle audizioni, potrà far capire alla parte la convenienza di entrare in un progetto del genere, sottraendole alle grinfie dei protettori, degli sfruttatori, di tutti quelli che stanno dietro a questi fenomeni di tratta. Ma mi permetto di risottolineare, non stia qui, il bel lavoro, immagino sia coinvolta la dottoressa Benedetti su questo, per la calendarizzazione. Cioè, nel momento in cui tu fai la denuncia o è noto che sei vittima di tratta, di sfruttamento, è bene anche fare in modo che tu non resti in un limbo nel quale magari è messa a repentaglio anche la tua vita. E quindi questo è lodevole, questo accordo, secondo me in particolar modo per questo aspetto, no? Cioè un'azione di accompagnamento dove ci saranno più psicologi, mediatori culturali e tutto il nostro sistema, poi c'è qui l'assessore Lanzarin, socio-sanitario, che si mette a disposizione. Infatti, insomma, io penso che sia un bel segnale di civiltà, questo lo dobbiamo dire. Prego. Allora, dal calo dei numeri di procedimenti rispetto... No, la testata dicevo. Telenuovo, Antonella Manna, buongiorno. Dal numero dei procedimenti 2019 diceva 7.000, ad oggi 4.800, evidentemente probabilmente c'è stato anche un calo delle denunce durante il periodo della pandemia, immagino. Ecco, le chiedo questo innanzitutto, e quali sono i dati, cioè i casi più eloquenti, cioè quello che succede in Veneto, in particolare cos'è? Dov'è che si palesa e si manifesta lo sfruttamento, la tratta? Abbiamo parlato di una roba orribile che appunto è la tratta di organi, la vendita di organi. Succede anche questo in questi territori dove ci sono queste sacche? Ecco, se può scattarci un po' la fotografia del fenomeno a livello territoriale. Devo dire che a livello territoriale i fenomeni di tratta che sono emersi maggiormente sono in maniera assoluta quella di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, maggiormente provenienti dalla Nigeria, dall'Edo State, Benin City, con un percorso di accompagnamento verso la Libia, una parte di sfruttamento direttamente in Libia in cosiddette connection house e un successivo trasferimento con dei protettori, perché c'è il passaggio anche da una catena all'altra di sfruttatori verso il Veneto o verso altre regioni d'Italia, perché spesso non sempre il Veneto è il punto di arrivo definitivo. E come giustissimamente diceva il Presidente Zaia, è importante fermarli subito, perché un fenomeno del genere presuppone una grande mobilità, nel senso che un mese possono essere in Veneto, un mese vengono trasferite in Puglia, possono andare all'estero, scomparire al monitoraggio, per così dire, delle forze dell'ordine. Quindi la presa in carico il prima possibile è assolutamente essenziale. Dicevo, insieme alla tratta a scopo sessuale iniziano ad emergere, è proprio un caso emerso la settimana scorsa, anche fenomeni di sfruttamento lavorativo nel senso di organizzazioni che portano determinati soggetti, e questo riguarda
più il Pakistan e il Bangladesh, con organizzazioni che magari si fermano in Oman o in altri stati degli Emirati, li trasferiscono poi in Romania o attraverso la rotta balcanica per farli arrivare in Italia a questo scopo. Grazie. Altro ragazzi? Chiudiamo? Giacomuzzo del Giornale di Vicenza. Chiedevo, deve essere immediato, è la presa in carico fisica di queste persone che arrivano stremate e con un disagio enorme, immagino, ma significa accompagnarle anche verso un percorso di normalità e di inserimento? Che certo. Tempi, che cosa prevede oltre a proprio la presa in carico immediata? Grazie. Sì, questo certamente. Naturalmente la presa in carico da parte della sezione può avvenire nel momento in cui il ricorso viene presentato e c'è questo aspetto collaborativo cui accennavo precedentemente anche con le commissioni territoriali. In Veneto ce ne sono 4, Verona, Padova, Treviso e Vicenza, che potrebbero, nel momento in cui il fenomeno emerge già in quel momento o addirittura emerge già col modello che viene compilato presso gli uffici emigrazione della questura, la presa in carico potrebbe già avvenire in quel momento e sarebbe probabilmente ancora più efficace, sempre nel caso in cui il fenomeno emerga già chiaramente così. Tant'è vero che noi abbiamo già coinvolto in occasioni di studio, di approfondimento, già gli uffici territoriali delle questure che si occupano di immigrazione, e abbiamo già coinvolto le commissioni territoriali con cui il progetto Navigare già sicuramente dialoga da tempo. Ok ragazzi? Presidente a disposizione per l'intervista. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Ecco, questa è la conferenza stampa, queste le comunicazioni di oggi del governatore Zaia. Rimaniamo però con una finestra su Venezia per capire se saranno affrontati anche altri temi. Ecco, lo avete visto, si tratta di un protocollo davvero innovativo, un protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia per l'identificazione delle vittime della tratta e di forme gravi di sfruttamento. È il caso della prostituzione per esempio, ma non solo. Avete sentito, si è parlato anche di traffico di organi, sfruttamento della manodopera. Ne abbiamo parlato proprio nel corso di questa diretta, nella prima parte, con le indagini sul caporalato anche nella bassa padovana. Quindi il problema c'è ed esiste e quindi va affrontato. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con Venezia. Vedo inquadrato il governatore Zaia, ovviamente ci sono tutti i giornalisti schierati, vediamo se esce anche qualche domanda di attualità, perché come sapete i temi sono tanti. Ecco, sentiamo. È un grande segnale di civiltà, dà una risposta a un'esigenza di legalità e di protezione per queste persone che sono sfruttate sessualmente, sono oggetto di tratta e quindi la tratta di esseri umani e tutta una serie di attività criminali a loro carico e quindi vanno difese. Non girarsi dall'altra parte, c'è stato anche un calo durante la pandemia di denunce e questo non significa che i reati non vengano poi consumati in altra maniera. Ma guardi, i reati ci sono, quasi il 70% sono oggetto, diciamo, di questi atti criminosi, sono donne, sono signore e penso che noi abbiamo l'obbligo etico e morale di intervenire. A me fa piacere di aver lanciato assieme al Presidente del Tribunale Laganà
proprio questo progetto come una prima a livello nazionale. Verranno poi accompagnate queste persone per una piena riabilitazione e un inserimento? Sì, da un lato c'è ovviamente la tutela di natura giudiziaria e quindi con tutto il percorso previsto dal Tribunale, dall'altro il nostro impegno dal punto di vista socio-sanitario ed infine ci sarà anche un'azione di accompagnamento ovviamente rispetto a una emersione di quello che era una vita nell'illegalità, nello sfruttamento e magari subendo anche azioni di tratta di esseri umani come accade spesso nella storia di queste persone. In un caso di sfruttamento nel mondo del lavoro c'è un pericolo in Veneto che si affermino forme di caporalato nell'edilizia, nell'agricoltura? Ma lo diceva anche il Presidente del Tribunale, cioè abbiamo degli esempi dove l'organizzazione è un po' più strutturata, ad esempio rispetto ai pakistani, agli indiani, che comunque hanno presenza di organizzazioni che poi sfruttano il lavoro di loro connazionali, ma al di là delle nazionalità noi questo non lo possiamo accettare e penso che sia obbligo da parte di tutti noi fare in modo che questo non accada. Questo progetto punta molto sui tempi di assistenza e presa in carico. Ma direi di sì, è innovativo anche per quello, al di là dell'assistenza fisica, psicologica e di tutto quello che abbiamo parlato, poi c'è anche una grande azione da parte del Tribunale rispetto alla calendarizzazione, quindi a cercare di garantire anche delle azioni di natura giudiziaria che siano veloci, compatibili anche con il rischio che queste persone stanno subendo. Com'è la situazione per quello che riguarda invece gli arrivi dall'Ucraina? Siamo a 14.500 più o meno, si è fermata l'onda importante di arrivi, avevamo più o meno 500 arrivi al giorno, ma perché sostanzialmente siamo arrivati alla fine dei ricongiungimenti familiari o coloro che comunque sono venuti in queste zone perché conoscevano qualcuno. In questa fase la situazione è assolutamente gestibile, ringrazio gli quasi oltre 15.000 veneti che hanno comunque dato disponibilità per l'ospitalità che stanno gestendo nella quasi totalità presso i privati. Ovviamente le persone ammalate, gli oncologici e i feriti di guerra vengono gestiti direttamente in strutture regionali. Ricordo che dei 14.500 arrivi abbiamo più o meno l'85% rappresentato da donne e bambini sotto i 14 anni, quindi una vera e propria diaspora di una parte della popolazione che è la parte della popolazione che non fa la guerra. Un'ultima cosa, Presidente, 11 giorni al voto, come stanno i territori e ancora il suo appello, continuo a ripetere, lei la sua preoccupazione per una scarsa affluenza alle urne, quindi vuole lanciare ancora una volta un appello ai veneti? Ma guardi, io lo farei con uno slogan, votate per chi volete, ma andate a votare. Votate per chi volete, ma andate a votare. Ma perché lo dico? Perché è fondamentale che il Veneto ancora una volta abbia una grande affluenza alle urne e dia questo messaggio segnale di civiltà. Abbiamo delle date che non sono il massimo della vita, uso questi termini per non usarne di peggiori. 12 giugno e finisce lì per chi non ha il ballottaggio, 26 giugno per chi ha il ballottaggio. Significa che in piena stagione estiva tu vai a votare, cioè è una cosa rara. Sacrificio ai cittadini di chiedere che nei loro comuni dove si va al voto si vada a votare, visto e considerato che fra l'altro si potrà votare solo la domenica 12 giugno o eventualmente il 26, ma per il ballottaggio. Quindi fondamentale il 12 giugno andare a votare. Questo è un appello che io sto facendo da sempre e penso che il Veneto ancora una volta deve essere il primo della classe rispetto a questo. Visto che oggi c'era il Presidente del Tribunale di Venezia, come lo stato di salute del Veneto? Lei partecipa sempre all'inaugurazione dell'anno giudiziario in cui si lanciano continui allarmi sulla carenza di personale, di organico, sia per quello che riguarda la magistratura che la procura. Adesso che con i fondi del PNRR il Veneto riuscirà a mettersi in carreggiata. Ma la speranza è l'ultima a morire. È ovvio che non si valuta il fatto che i nostri tribunali sono impegnati moltissimo e questo è un territorio effervescente, non bisogna pensare solo alla rapina o ai fatti gravi, gli omicidi. C'è tutto un tema del civile che ci dice che una causa civile dura mediamente 7 anni. Se è così vuol dire che per avere giustizia nel civile, stiamo parlando ad esempio di rapporti tra imprese, rapporti commerciali o altro, finisce che la giustizia non arriva mai. Penso che sia fondamentale dotare ancora di più di organico i nostri tribunali, le nostre sezioni, insomma tutti coloro che lavorano nell'ambito della giustizia. Noi da parte nostra facciamo il nostro, cerchiamo di fare il nostro dovere, se abbiamo modo di dare qualche collaboratore lo facciamo, però non è
nostro compito istituzionale soprattutto togliere lavoratori magari da processi amministrativi della Regione per destinarli ad altri processi, però quello che possiamo fare lo facciamo, ma a livello nazionale va riconosciuto questo gap che c'è in Veneto. Cosa pensa del mancato finanziamento del progetto Neural per il Competence Center di Padova? Che bisogna risolvere il problema. Ho avuto notizia di questo, ne stiamo parlando, ne riparlerò anche venerdì, ma ne ho già parlato col Ministro e si cercherà anche qui di trovare una soluzione. Però, ripeto, queste sono questioni nazionali di governo che non seguiamo noi. Grazie. Buon lavoro. Il problema della siccità, aveva firmato un'ordinanza. Sì. È un problema che resta, è un problema che ormai non può essere più trattato con un atteggiamento di stagionalità. È un tema organico, ci vuole un piano nazionale, visto e considerato che questa tropicalizzazione dei territori, questo cambiamento climatico che è repentino, ci porta a dire che non è più un fatto eccezionale. Quindi a fatti che ormai sono ordinari bisogna rispondere con norme che gestiscano queste fasi che sono di cambiamento totale. Noi dobbiamo pensare all'attività dei consumi idrici relativi alla vita delle persone e poi ai processi produttivi, penso all'agricoltura e agli altri processi produttivi. Adesso c'è questo tavolo in corso tra Regione e Veneto per trovare appunto una soluzione normativa, ma dal punto di vista degli approvvigionamenti la situazione è completamente bloccata da Trento, come pare sia è così, nel senso che c'è stato uno stop? Diciamo che siamo davanti a un sistema di regimentazione delle risorse idriche che nella legalità risponde a un modello che non è più confacente con il meteo di oggi. Tradotta in pratica, bisogna cambiare modello, perché il meteo oggi ci dice che quel modello non va più bene. Non è e non deve essere una battaglia tra regioni, perché diventa una guerra tra poveri. Dobbiamo trovare un modello che ci permetta a tutti di poter vivere, perché l'acqua è un elemento vitale. Ma la strada è proprio questo tavolo che è stato... Sì, il tavolo assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, grazie, vi lascio il Presidente. Presidente. Eccoci, possiamo rientrare in studio. Ringrazio i colleghi di Venezia per questo collegamento, ringrazio Filippo Fois e Sandro Ponchio da Palazzo Balbi. Tra l'altro oggi a Venezia si terrà alle 14:30 un altro importante incontro a Palazzo Corner Mocenigo, che è appunto in Campo San Polo ed è la sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, un incontro con il Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione Nicolas Schmidt e l'assessore della Regione del Veneto alla formazione, al lavoro, all'istruzione, all'università, l'assessore Donazzan. La visita si incentrerà soprattutto sui temi dell'occupazione, della formazione, del lavoro, del Fondo Sociale Europeo, che è lo strumento principale di finanziamento per le politiche per l'appunto di formazione, i corsi di aggiornamento ma anche i corsi professionali tout court e le politiche attive del lavoro. Sapete benissimo quanto in questo preciso momento storico il tema sia importantissimo di fronte a una manodopera che spesso si fatica a trovare. Vi do poi i dati di giornata, sono appena arrivati, del Covid in Veneto. Voi continuate a vedere sempre in sovraimpressione i dati aggiornati delle vaccinazioni. Ebbene, il virus c'è ancora, resiste, ma con le tendenze che vediamo. Allora, nelle 24 ore ci sono stati 1388 nuovi casi in Veneto, più o meno 250-300 in ogni provincia, nelle province più popolose, quindi Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, mentre Belluno e Rovigo sono tra i 40 e i 55. 1388 quindi nuovi casi nelle 24 ore. Se guardiamo il dato che, come sapete, è quello significativo, principale delle ospedalizzazioni, siamo a 504
ricoverati positivi in area non critica, quindi pneumologie, malattie infettive e quant'altro, 28 sono rimasti in terapia intensiva. Di questi la maggior parte, 18, sono ricoverati guariti, quindi ricoverati che si sono negativizzati, però il delta dei decessi resta comunque elevato, perché parliamo di 5 soggetti deceduti positivi al Covid. Questo sul fronte quindi del virus che continua a circolare anche in Veneto. Vi ricordo poi le due notizie del giorno, fra poco ci collegheremo tra l'altro con il cuore delle colline UNESCO, ma prima vi ricordo le due notizie di giornata, le principali: la morte, la tragedia che ha colpito la conca dell'Alpago con la morte di Gianluca Barattin, molto noto non solo nell'Alpago ma in tutto il Bellunese, 49 anni, imprenditore, geometra, sportivo, appassionato di sport. Ha perso la vita la scorsa notte dopo essere precipitato, come ci ha spiegato anche la nostra Tiziana Bolognani in apertura, da un'altana posta su un albero nei boschi sotto Pian Formosa. L'incidente è avvenuto intorno alle 3. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino dell'Alpago attivate dalla centrale del 118. Secondo una prima ricostruzione, il cacciatore attorno a mezzanotte aveva chiamato il cugino dicendogli che aveva ucciso un cinghiale che sarebbe sceso, rientrato e assieme sarebbero tornati a prenderlo. Non vedendolo più arrivare, il parente si è recato sul posto trovando il corpo esanime alla base dell'albero da dove era caduto. Non si sa se sia scivolato o se per un malore da un'altezza di una quindicina di metri. 6 soccorritori hanno scortato l'ambulanza sulla strada bianca nelle vicinanze per poi proseguire un altro tratto in fuoristrada con il personale medico e i carabinieri. Questa quindi la cronaca della notte particolarmente concitata, tragica, che si è vissuta in Alpago, e poi l'incidente all'alba che ha provocato un vero e proprio caos sulla 13 tra Bologna e Padova. C'è un morto, non sono state ancora rese note le generalità, uno scontro tra un furgone e un tir tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna. Cambiamo decisamente argomento, ritorniamo sulle colline del Prosecco. Eravamo presenti anche ieri a Castelbrando di Cison di Valmarino, dove è stata lanciata la carta di Cison di Valmarino dedicata al turismo sostenibile, ma le colline del Prosecco sono sempre in primo piano, continuano a darci grandi soddisfazioni e a macinare record, come ci racconta adesso il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo a Colbertaldo di Vidor, praticamente in una delle visuali migliori di tutta la zona UNESCO delle colline del Prosecco. Sono con Franco Adami, vicepresidente di Confagricoltura Treviso, nonché produttore e padrone, proprietario di questo bellissimo territorio. Però diciamo, io ho sentito un po' di notizie mentre stavamo per collegarci. La prima riguarda il lavoro, i giovani, la mancanza di lavoro, nel senso di gente che viene a lavorare. Voi come siete messi qui in agricoltura? Beh, allora diciamo una cosa, per quanto ci riguarda non abbiamo nell'immediato questo tipo di problema, però ci stiamo accorgendo, se tu dovessi assumere del personale per lavorare la vigna, potresti avere delle difficoltà. Qui ha un ruolo importantissimo la scuola enologica di Conegliano, dove si formano anche addetti alla viticoltura. Dobbiamo far innamorare i ragazzi di questo lavoro, che è bellissimo di fatto, e se i vigneti possono crescere nella loro qualità nel futuro, sarà proprio grazie a questi ragazzi. Ora, la scuola ha un ruolo importante, dobbiamo avere un collegamento più stretto ancora fra aziende ed istituti scolastici. Ecco, a proposito di scuola, abbiamo sentito l'altra notizia, ieri hanno lanciato la carta di Castelbrando per un turismo sostenibile nel nostro territorio. In questo territorio voi dovete fare il famoso albergo diffuso, perché non sono permesse per caratteristiche UNESCO grandi strutture, vuol dire anche ricezione turistica, saper presentare questo territorio. Noi prima del collegamento dicevamo bisogna fare una sorta di diciamo così manuale per i viticoltori perché raccontino un po' questo territorio.
Sì, i viticoltori hanno un ruolo importantissimo, le aziende, anche vinicole, chiaramente, perché tutto il territorio poi si traduce dentro una bottiglia. Dove i viticoltori e le aziende che vinificano e imbottigliano i vini hanno un ruolo straordinario nel saper raccontare come nasce questo prodotto, da quale terreno proviene, quali sono le caratteristiche fondamentali, dove sta il concetto di qualità, ma lo devono fare con coerenza. Quindi quello che io mi auguro sempre è che se io uso 50 righe per raccontare la mia azienda, le prime 9-10 devono essere uguali per tutti i produttori, perché lì nasce quella che io chiamo coerenza nella comunicazione. E allora facciamo il primo esempio pratico. Racconta ai nostri telespettatori cosa sta inquadrando adesso Nicoletta, perché questo è un territorio unico. Sì, qui siamo in una zona particolarissima, dove stiamo girando ora alla mia destra, siamo nel comune di Valdobbiadene. Quei terreni che noi vediamo hanno un'origine diversa da quelli dove siamo. Siamo nella prima collina delle corde, chiamiamole anche cordonate, so che non è un termine preciso, che da qui arrivano fino a Vittorio Veneto. Sono queste il patrimonio UNESCO. Ecco, ma allora cosa vuol dire? Che quel vino di là è diverso da questo, è più buono quello, più buono questo? Sì, tanto è patrimonio UNESCO anche lì, perché sono bellissime ed è stato recepito. Non voglio dire che è più buono o meno buono, è diverso. Lì il suolo è diverso da qui, il microclima è diverso da qui. Ecco, qui ad esempio Nicoletta sta inquadrando invece la parte, diciamo, delle colline, come si chiamano queste, moreniche? Sì, sono colline moreniche, sono state formate da un ghiacciaio che ha fatto grandi depositi e poi riemerse. E quindi qui viene un vino diverso rispetto a quello di Valdobbiadene. Sicuramente è diverso, ma sapete la diversità da dove arriva? Che quando io devo vendemmiare, ma non io, tutti i produttori hanno momenti diversi di vendemmia a seconda del luogo. Questo già la dice lunga sul fatto che non sono uguali. Le rive nel territorio di Conegliano Valdobbiadene vogliono esprimere questo valore. Raccontiamole bene, perché ognuna è diversa dall'altra. Ecco, un'altra domanda è: noi qui siamo oggi perché con la puntata di Agricoltura Veneta raccontiamo questo libro che voi come Confagricoltura avete organizzato, dedicato alle buone pratiche per la gestione dei ciglioni o bancole. Allora andiamo a vedere insieme, facciamo vedere ai nostri telespettatori cosa sono i ciglioni o le bancole e quali sono le buone pratiche. Sì, certamente sì. Allora, intanto questa è una bancola, no? Entriamo, no, questa non è una bancola, è una strada secondaria, magari le avessimo tutte così in questa parte di territorio. Qui a sinistra invece ne abbiamo un esempio, sotto ne abbiamo un altro. La bancola è quel piccolo pezzettino pianeggiante dove il viticoltore cammina per lavorare le viti, e alla sinistra vediamo scoscesa la parte del ciglione, che è quella che ci ha fatto diventare patrimonio UNESCO, inerbito, non sorretto da niente se non da una buona pratica di gestione della parte piana rispetto a quella inclinata. Qui siamo alla viticoltura famosa e eroica, perché quando si viene a vendemmiare si vendemmia a mano, ma non solo lì, passa una persona solo. Sì, passa una persona, con difficoltà passa quella con i secchi d'uva che li porta fuori. Nella strada secondaria c'è il mezzo agricolo, trattore, rimorchio o quant'altro, per poi trasportare l'uva. Ecco, allora diciamo una cosa, prima cosa, siccome abbiamo sentito, abbiamo visto nei giorni scorsi incidenti sul lavoro, anche qui c'è un forte pericolo se non si fanno delle buone pratiche per la gestione non solo delle bancole ma anche delle strade come questa che Nicoletta sta inquadrando. Sì, certamente importantissime, perché la bancola, come vedete, è inerbita, anzi voglio sottolineare, tutto il vigneto è inerbito, da moltissimi anni abbiamo sospeso e adesso tutta l'area è all'uso di diserbo, perché aumenta la stabilità, l'erba ci serve, deve essere quasi coltivata assieme alle viti. La strada, il trattore che passa per queste stradine deve trovare un fondo adeguato a sorreggerlo, e chi opera su questa macchina deve essere molto ben formato. Guardate, qui in quest'area si formavano i figli attraverso l'esperienza del padre e ognuno di noi ha fatto degli errori. Bene, è ora che questi errori vengano analizzati e che si mettano insieme in uno strumento come può essere questo manuale, che ci spiega bene come gestire questa strada, come gestire la bancola, mantenendo l'integrità di un territorio fragile e difficile da lavorare. Ecco, facciamo vedere, giusto per far vedere, Cristian, ai nostri telespettatori, vedete che
qui c'è spazio proprio per un vendemmiatore o comunque per fare le lavorazioni uno alla volta, e qui si va di decespugliatore. Sì, certamente. Dunque lo sfalcio dell'erba è completamente manuale, ma io immagino che da quello che vediamo si capisce che qui di meccanico si può fare veramente molto poco. Bene, queste piccole stradine secondarie di servizio sono quelle che ci permettono quantomeno nei lavori più pesanti di avvicinarci al filare della vite. Se io scendo qui, di fatto attraverso questa bancola trovo quasi pianeggiante. È chiaro che devo falciare a mano, portare fuori l'uva a mano, la legna di risulta della potatura è tutta spinta giù a mano, si fa tanto a mano. Però con questo non voglio dire che Conegliano Valdobbiadene e specialmente le rive, chiamiamole così, rive UNESCO, perché è qui che UNESCO ha trovato il vero valore di patrimonio, si possono lavorare, e non diciamo che è il costo che ci preoccupa, è il riconoscimento della qualità specifica che danno, perché è solo traducendolo nella bottiglia e spiegandolo che riusciamo ad ottenere il migliore risultato. A proposito di bottiglie, allora il dato che emerge in questo periodo è che insomma il mondo prosecco arriva a 800 milioni di bottiglie per un fatturato di 4 miliardi di euro. Vuol dire che è cambiata l'economia della marca e non solo. No, è incredibile questo fenomeno. Premetto, ho sempre creduto che il prosecco in genere sia sempre stato il vino giusto al posto giusto ed anche a un prezzo popolare, è avvicinabile da chiunque ed ha grande soddisfazione nella degustazione. Ora, il mondo prosecco si è confinato, per fortuna, tanti anni fa ed esprime un vino che ha delle caratteristiche straordinarie. Il vantaggio è che non c'è al mondo un vino che gli assomiglia, ma neanche lontanamente. Ora, a Conegliano Valdobbiadene, dove effettivamente, riconosciamolo, è nato, perché è nato in queste colline, il prosecco, si può dimostrare che per clima, per terra, per modo di operare dei viticoltori c'è quella fettina di qualità in più che noi chiediamo venga riconosciuta, ma si può fare solo attraverso una degustazione attenta e fatta da chi ha passione di questo vino. Rimaniamo per un attimo sul campo dell'agricoltura, perché voi in questo momento state combattendo una battaglia importante con la flavescenza dorata, sta colpendo in maniera, devo dire, importante. Sì, voglio usare un termine. Spieghiamo per chi non è del mestiere cos'è la flavescenza dorata. Sì, ma anticipo subito, per noi viticoltori è deprimente, è come tu avessi a che fare con un problema del quale fai fatica a trovare la soluzione. Flavescenza dorata, detto in 2 parole, è una malattia della vite che la deperisce fino alla morte. Ecco, intanto Nicoletta si sta girando verso quella parte della riva, quella di sinistra, dove vediamo dei buchi, perché voi siete costretti a tagliarvi le viti, giusto? Sì. No, dirò di più, nel momento in cui ti accorgi che manifesta questa malattia, questa depressione della vite, la devi tagliare subito. Perché? Perché è trasportata da un insetto, il quale insetto, pungendo la foglia di una vite malata, ne può infettare altre 15. Ma per un agricoltore tagliare la sua vite, tagliarsi una gamba? Beh, tagliare una vite che magari la vedi anche con i grappoli d'uva già pronti, fioriti, è deprimente. Io uso la parola deprimente perché stai letteralmente tagliando il tuo risultato. Però dobbiamo farlo. Io invito tutti i viticoltori al primo sintomo di questo tipo di malattia. Tutta la parte aerea, se non tutta la pianta, intendo dire i tralci, le foglie, vanno tagliati. Ogni vite, immaginiamo, ne infettano altre 15. Se lasciamo così questa situazione alcuni anni, noi sì promuoviamo le colline UNESCO, ma non avremo il vino per far sentire che cosa portano di risultato. Insomma, c'è un pericolo reale di mancanza di OCG nel futuro se non stiamo attenti? No, io adesso in questo momento non la vedo così. I vigneti più attaccati sono vorrei definirle le migliori rive, ma le migliori per esposizione, per microclima, per storicità. Non mancherà, non sono convinto che mancherà, certo dobbiamo trovare una soluzione. Sono attivi il Consorzio, la Regione, l'Osservatorio Malattie delle Piante, il CRA. Cioè adesso abbiamo il mondo di chi studia vicino a noi, però in questo momento ci sentiamo un po' soli.
Lucio. Grazie a Franco Adami, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Io ti ringrazio Lucio, grazie a te, a Nicoletta Rizzetto e al tuo ospite per questo spaccato di agricoltura davvero eroica da tutti i punti di vista, ma un'agricoltura che guarda il futuro e che è pronta appunto a nuovi record. Grazie quindi Lucio Zanato. Noi ci avviamo a conclusione di questa prima parte di diretta, torneremo sui temi che abbiamo toccato in questa ora e mezza, dalla cronaca alla tragedia in Alpago, la morte di quel 49enne molto conosciuto in zona, caduto nottetempo da un'altana, e poi l'incidente sulla 13 a Occhiobello, anche in questo caso un altro morto sulle strade, e poi appunto sui tanti temi affrontati nel corso della conferenza stampa che vi abbiamo trasmesso in diretta da Palazzo Balbi, i temi della giustizia, dell'immigrazione, soprattutto dall'Ucraina e non solo, questo grande progetto innovativo contro le nuove schiavitù, contro la tratta degli schiavi, ma insomma tanti argomenti che metteremo in fila questa sera a partire dalle 18:30. I temi del lavoro, le pensioni soprattutto, saranno invece sul tavolo fra qualche minuto con la CGIL. Parleremo appunto di pensioni, della 14ª che ci sarà nei prossimi mesi per molti pensionati. Parleremo anche di assegno unico. Come sapete c'è stata questa rivoluzione, ma si tratta davvero di una rivoluzione. Faremo il punto ovviamente in straordinaria a 3 subito dopo il meteo e la pubblicità. Quindi vediamo insieme adesso le previsioni del tempo, poi la pubblicità, poi straordinaria a 3. A fra poco. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, l'estate meteorologica prende il via con una nuova ondata di caldo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 1 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Non si esclude tuttavia nel corso del pomeriggio la consueta variabilità sui rilievi con occasionali temporali, in locale estensione anche alle pianure circostanti. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso giornata decisamente buona con ampio soleggiamento, acquazzoni al pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampie parentesi soleggiate, spiccata variabilità pomeridiana sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime infine sui 27-28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Straordinaria a 3, ben ritrovati in studio, il nostro primo piano che dedichiamo ogni settimana, ogni mercoledì ai temi del lavoro e dell'economia. Questa volta, oggi pomeriggio, primo piano sulle pensioni e sull'assegno unico, ma principalmente le pensioni, tema che so è sempre molto caro a tutti voi. Quindi ringrazio e do il benvenuto a Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPCGIL di Treviso. Grazie a te.
E fra poco si collegherà anche Silvia Bresolin della segreteria provinciale dello SPI, lo farà da Conegliano ma fra qualche minuto. Intanto Biscaro comincio da una domanda generale, forse un po' banale, ma è meglio fare il punto e tenere il punto in questi casi. Come stanno i nostri pensionati alle prese con questo caro bolletta e con questa inflazione da record? Grazie della domanda, e forse questo non vuole essere uno sfogo, ma questa è la realtà. Voi avete visto i quotidiani di oggi, sia a tiratura locale che a tiratura nazionale, parlano in prima pagina, ahimè, oltre che della guerra, parlano delle cifre che stiamo ormai raggiungendo rispetto all'inflazione e rispetto ai rincari. Numeri che sicuramente non rimarranno nella testa di chi adesso ci ascolta e ci vede, ma che quotidianamente invece verificano quando vanno a fare la spesa, perché per gli alimentari c'è un aumento del 7,5%, per i mobili e per i servizi della casa siamo al 4,5% in più, i ristoranti al 6%, casa e bollette, ecco, mediamente il 26%, ma sappiamo che specialmente chi ha una pensione bassa, un reddito basso, questi rincari diventano importanti rispetto alla possibilità di spendere. Aggiungiamoci anche i trasporti, quasi l'11%, e abbiamo completato il quadro. Il problema è che da 30 anni, lo scrivono tutti ormai, da 30 anni i nostri stipendi e le nostre pensioni sono fermi. Questo significa che al di là dei vari accordi fatti ancora all'inizio degli anni 90, la contrattazione non è riuscita a dare risposte al potere d'acquisto delle persone. Se oggi siamo a un'inflazione del 6,9%, oggi, 1° giugno, abbiamo dall'altra una notizia che io valuto positiva, e cioè che il PIL non si è ridotto, anzi è aumentato pochissimo, ma è aumentato nel primo trimestre. Quello che fa specie oggi invece è la questione dell'inflazione. Siamo tornati ai primi anni 80, 1985-86 avevamo questi dati, e perciò qui serve sul serio un patto, dico io, tra chi produce ricchezza nel paese e chi amministra il paese, perché altrimenti i bonus, fermare le accise nel prezzo della benzina non serve tanto. Bisogna arrivare a una misura strutturale che da un lato controlli i prezzi, dall'altro che dia il diritto alle persone di avere uno stipendio, una pensione adeguata al costo della vita. Questo, nient'altro di più. Il rischio è che la corsa dei prezzi sia molto più accelerata della corsa dei bonus, quindi che le varie misure d'urgenza adottate dal governo non riescano a tenere il passo di quelle che sono le tendenze del momento. Primo perché questi provvedimenti sono spot e non sono strutturali. Secondo, perché non vai a fondo del problema. Se io ho un problema di recupero di energie rinnovabili, se ho il problema di recuperare quello che la guerra adesso ci sta facendo pagare molto, non c'è una soluzione nazionale, c'è solo una soluzione europea, ed è per questo che io plaudo a quello che sta facendo Draghi, ma non mi pare che tutti i paesi europei la pensino in questo modo. Perciò noi abbiamo delle grosse imprese a livello, parlo di Eni, e tutte le altre nazioni hanno altrettante imprese pubbliche o di partecipazione pubblica così, che facciano sentire la loro voce, che fermino i rincari dei prezzi energetici, altrimenti tutto ricade
e abbiamo visto prima i dati, no? Tutto ricade nel, che si arrivi a fissare questo tetto del gas. Assolutamente. È imprescindibile. Sì. Abbiamo già una telefonata. Pronto? Chi parla? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, è in onda su Antenna 3. Con chi ho il piacere di parlare? Loris Alto Vicentino. Senta, prego. Io sento tante belle chiacchiere, sento tante belle cose. Adesso vedo arriva da 14esima, i pensionati, via dicendo, ma questo mese non c'era un 200 euro che era sotto i 25.000 euro. O sbaglio? Ok, allora lei fa riferimento all'indennità, al bonus 200 euro per il caro energia, che tra l'altro mi pare valga per chi ha un reddito... Sì, Loris, lei fa riferimento al bonus da 200 euro contro il caro bolletta, però non mi pare sia da questo mese. Lei è pensionato, Loris? Mi sa che... ok, comunque abbiamo capito la domanda. Prego, Biscaro. Sì, è vero, torniamo al ragionamento che il telespettatore fa, tante chiacchiere e non interventi. Però parlavano dal primo giugno. Sì. Adesso arriviamo. Sarà automatica la cosa, almeno per i pensionati sicuramente sì, anche per i lavoratori dipendenti, diversamente per i lavoratori autonomi. Ma stiamo parlando di 200 euro. Con 200 euro... quanti pieni di benzina, quante bollette paghi, quanta spesa alimentare fai, quanta spesa per i vestiti fai? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Perciò io sono d'accordo con te che tanti fanno chiacchiere. Io ho fatto una proposta e la sostengo. Il governo, per meglio dire, parlando dei costi energetici, i governi dell'Europa intervengano tutti nello stesso modo e blocchino questi aumenti che tante volte sono solo speculazione. Ecco, grazie Loris. Vedo collegata, la saluto e la ringrazio, Silvia Bresolin, sempre della segreteria provinciale di Treviso dello CGIL. Bresolin, parto proprio dalla domanda del nostro telespettatore, è un tema che interessa molto al nostro pubblico. Questi 200 euro, ripetiamolo, per il caro bolletta possono essere ricevuti anche e saranno ricevuti anche dai pensionati, non solo dai lavoratori dipendenti, non solo dalle partite IVA, ma anche dai pensionati con un reddito, se non sbaglio, inferiore ai 35.000 euro annui. È così? Sì, esatto, buongiorno a tutti intanto e scusate il ritardo. È corretto non solo ai lavoratori ma bensì anche a tutti i pensionati, e questi 200 euro verranno erogati d'ufficio da parte dall'INPS senza dover fare nessuna domanda, e qui mi riferisco ai pensionati per l'appunto, a chi ha un reddito personale inferiore ai 35.000 euro. Quindi nella mensilità di luglio, che come sappiamo tutti sarà accreditata i primi giorni di luglio, quindi ovviamente in questa mensilità di giugno non è stato riscontrato questo accredito ovviamente. Oltre ai pensionati ci sono anche ai percettori di reddito di cittadinanza, quindi coloro che stanno prendendo questo sussidio, chiamiamolo così, questa prestazione, avranno anche loro i 200 euro, ma anche i percettori dell'assegno sociale, piuttosto che dell'invalidità civile, piuttosto che anche della NASPI, quindi chi è disoccupato e sta usufruendo di questa prestazione avrà i 200 euro accreditati nella mensilità di luglio. Poi parliamo anche di altri soggetti, qui finisco come soggetti aventi diritto, ci saranno anche i lavoratori domestici, e qui chiedo di fare attenzione perché questi lavoratori dovranno presentare una domanda per avere un pagamento diretto da parte dell'INPS, quindi invito tutti i lavoratori domestici o anche gli anziani che hanno a casa la colf, quindi la collaboratrice o la badante, a presentarsi presso i nostri uffici per presentare la domanda, altrimenti 200 euro per questa tipologia di lavoratori non sarà erogata. Ecco, per loro quindi diciamo non ci sarà nessun automatismo, ecco, è importante sottolineare questo.
E si tratta di un sussidio, mi pare di capire, Biscaro, se così parafrasandola, di un pannicello caldo, però insomma c'è, e va ad aggiungersi, e lo vedete nel titolo in sovraimpressione, alla 14ª che arriverà non a tutti ma ad alcuni pensionati. Ecco, facciamo chiarezza anche su questo punto molto atteso, Biscaro. Sì, potrebbe rispondere meglio di me Silvia, ma voglio dire, la 14ª finalmente diventa indicizzata non al 100% al costo della vita, e perciò per i pensionati questo è un aiuto, questo sì, strutturale. Vedremo nel proseguo del confronto con il governo se l'indicizzazione sarà valida per tutte le 14ª e per tutte le voci che fanno parte del costo della vita. Ecco, questa è una conquista che il sindacato a livello unitario ha fatto, e finalmente nel 2022 possiamo dire: ok, adesso c'è un aumento della pensione e un aumento perciò anche questa è una misura strutturale. Questa è una misura strutturale. Ecco, Bresolin, come funziona? Vediamo, abbiamo anche i volantini, il materiale che avete predisposto in questi giorni, in queste ore. Perfetto, allora gli importi che vediamo lì anche scritti variano da 336 euro, che è l'importo minimo della 14ª, ma possiamo arrivare anche fino ai 655 euro. Viene erogata d'ufficio da parte dell'INPS ai pensionati, a condizione ovviamente che non venga superato un determinato limite di reddito. Il reddito massimo da non superare sono 14.137 reddito lordo annuo. E attenzione che questo reddito è il reddito personale, quindi anche se un soggetto è coniugato e il proprio coniuge ha un reddito che lo porta a superare questa cifra, questo non è influente. C'è da dire anche perché ci sono questi due importi, dai 3,36 ai 6,55, perché è legato anche al numero di contributi che il soggetto ha versato durante la carriera lavorativa. Altra cosa fondamentale è quello di aver compiuto i 64 anni di età, quindi coloro che l'hanno già avuto negli anni precedenti dovrebbero continuare ad averla accreditata d'ufficio in questo anno, anche in questo anno nella mensilità di luglio. Coloro che invece hanno già compiuto gli anni quest'anno la troveranno nella busta paga, nel cedolino di pensione della mensilità di luglio. Ecco, nel caso in cui alla persona, al pensionato, non sia arrivata questo importo, oppure non abbia chiaro l'importo che sia accreditato, se è corretto o meno, può passare presso i nostri uffici. Noi provvederemo a verificare la correttezza dell'importo, oppure in alternativa fare la domanda a chi non l'ha ricevuta, e eventualmente dichiarando i redditi, l'età e verificando anche il numero di contributi, andremo a richiedere la prestazione che non ha avuto. Ecco, qui vediamo la tabella, è molto significativa perché fa il punto di quello che lei sta dicendo, Bresolin, quindi l'importo varia a seconda dell'anzianità contributiva, del tipo di lavoro, dipendente, autonomo e quant'altro, insomma. E poi il reddito ovviamente influisce anche questo sull'importo, però insomma possiamo arrivare a cifre significative, perché arriviamo fino a 655 euro, che tutto sommato è pari a una pensione minima con tutte le maggiorazioni. Tra l'altro qua leggo: la 14ª non costituisce reddito né a fini fiscali né per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Anche questo è un punto importante. Sì, esattamente, perché praticamente è un'erogazione che viene pagata al netto, che non è soggetto a tassazione e non fa reddito per tutte le altre eventualmente domande che una persona può fare o altre prestazioni. Quindi a luglio teoricamente una persona potrebbe trovarsi ad avere sia la 14ª, sia poi anche i 200 euro del bonus che abbiamo visto prima, che quella sia una misura straordinaria, non è una misura stabile. E tutto questo in maniera automatica? Sì, ripeto, potrebbe anche capitare che l'INPS, per chi ha compiuto gli anni quest'anno, non eroghi la 14ª, è successo ancora, quindi
chi ha appunto compiuto i 64 anni e non trova questo importo, se sa di essere sotto i 14.000 euro, è invitato a passare presso i nostri uffici, poi noi faremo la domanda, è una domanda telematica chiaramente, e andremo a dichiarare i redditi e la condizione della persona per poi insomma avere l'erogazione d'ufficio, anche se in ritardo però, della prestazione che non ha percepito a luglio. Quindi parliamo di pensioni mensili fino a circa 1.000 euro netti o lordi? Netti? Allora 1.000 euro netti sono 13.000 euro annui, quindi possono essere poco più, perché il 14.137 sono lordi, e poi ci sono le determinate condizioni, chiaramente va verificato anche la tipologia di contribuzione versata e il numero di contributi, quindi il calcolo è un po' complesso, la tabellina lì lo riepiloga, certo. però... Comunque Peroni, c'è il vostro patronato, c'è l'Inca e l'Inca può rispondere chiaramente come sempre anche a queste richieste. C'è, a proposito di richieste, un'altra telefonata. Pronto? Chi parla? Pronto? Pronto signora, buongiorno, è in onda. Ah, buongiorno, volevo fare una domanda. Prego. Ma la 14ª spetta anche a chi è andato in pensione a quota 100? Ok, quindi se la 14ª aspetta anche a chi è andato in pensione con quota 100, questa è la sua richiesta signora. Da dove chiama e come si chiama? Mi chiamo Bene Monzo. Ecco, Bresolin. Sì, non pregiudica il modo in cui una persona è andata in pensione. Mi viene da dire che se una persona è andata in pensione con quota 100 sicuramente aveva i 62 anni di età, bisogna poi verificare se appunto nel frattempo ha compiuto anche i 64 anni, perché la prima cosa da verificare è l'età anagrafica della persona. Comunque sì, può aspettare anche chi è andato in pensione quota 100. Ecco, grazie, è chiarissimo. Biscaro voleva aggiungere qualcosa? Volevo come posso dire, puntualizzare quello che diceva prima Silvia rispetto a questa come posso dire, conquista, chiamiamola così, che fa dire ai pensionati che hanno delle pensioni non alte ma medio-basse, che questi 600 euro, li metto in media, valgono appunto come aiuto per sempre per la propria vita da pensionati. Volevo solo dire questo, poi dopo il calcolo è evidente che ogni persona ha il suo e perciò ribadisco, noi li aspettiamo, chi ha bisogno, nelle nostre 18 sedi a livello provinciale. Diciamo, non c'è il rischio che poi venga tolto, è qualcosa di acquisito. Il rischio è che che si fermi l'indicizzazione. Mi viene in mente il 1992, quando appunto con i problemi che avevamo sia di inflazione ma anche di non sicurezza dei conti dell'INPS, si bloccarono le pensioni di anzianità, si chiamavano così, e si bloccarono anche le indicizzazioni. Questo è il pericolo se l'inflazione continua la marcia del 7%. Diciamo che abbiamo l'inflazione degli anni 80, e l'indicizzazione, i problemi dell'indicizzazione dei primi anni 90. Sono problemi già visti, diciamo. Problemi sicuramente già visti, ed è per questo che io ritorno nell'affermazione di prima. È inutile che Bonomi parli come se l'Italia fosse fatta solo da imprenditori, ed è inutile che CGIL e CISL-UIL parlino come se noi rappresentassimo tutto il mondo, tutti i 60 milioni. Dobbiamo capire e far capire a chi ci governa che noi diamo la nostra disponibilità a fare delle riforme, magari dopo ne parleremo, ma a patti chiari, amicizia lunga, come diciamo noi, e perciò non sempre lo sguardo verso la produzione, lo sguardo anche verso i cittadini, lo sguardo anche verso il lavoro, ed è per questo che noi come CGIL
stiamo facendo delle assemblee a livello territoriale per poi arrivare il 18 di giugno all'Assemblea nazionale. Allora guardi, possiamo parlare già di questo appuntamento intermedio del 10 di giugno, so che ci tiene particolarmente Biscaro. Sì, perché dico questo? Perché dopo quello che è avvenuto in Italia in questi anni di pandemia, ci siamo resi conto che, aggiungendoci anche la questione della pace, dobbiamo tenere sulla bandiera del lavoro e della democrazia, perché altrimenti rischiamo di essere solo spettatori rispetto a quello che sta accadendo nel mondo. Perciò noi rispetto al lavoro abbiamo delle nostre proposte che magari dopo, se vuoi, spiegherò. Rispetto alla giustizia sociale abbiamo delle nostre proposte, e adesso in provincia, per arrivare al 10 di giugno, stiamo facendo queste assemblee aperte. Aperte in che senso? Non solo lavoratori, dipendenti, non solo pensionati, ma anche le forze sociali che vorranno, una fase di confronto. Ecco, chiedo alla regia, abbiamo proprio il volantino, eccolo qua, dell'evento, il 10 di giugno, mi corregga se sbaglio Biscaro, all'Istituto Stefanini dalle 9:30 alle 12 ci sarà questa assemblea pubblica aperta di fatto ai contributi di tutti, in vista delle varie manifestazioni della CGIL, delle varie mobilitazioni previste nel mese di giugno. Sarà una lunga estate calda. Abbiamo una telefonata, mi dicono dalla regia. Pronto, chi parla e da dove? Pronto? Sì, pronto, è in onda su Antena 3. Sono Mario da Roncade, volevo chiedere una precisazione per mia suocera, per cortesia. Prego. Cioè, mia suocera, purtroppo mio suocero è venuto a mancare l'anno scorso a settembre e naturalmente ha fatto la pensione di reversibilità e percepisce circa sui 550 euro al mese. E volevo chiederle se appunto mio suocero prendeva la 14ª sulla sua pensione, se anche mia suocera con la reversibilità che ha fatto ha aderito della 14ª anche lei. Chiarissimo. Bresolin. Sì, certo. Anche nella pensione di reversibilità si può avere diritto alla 14ª. Ovviamente se però la signora è già titolare di una pensione diretta e quindi lei stessa ha una pensione solo No. Non ha nessuna pensione diretta, solo la pensione di reversibilità, signora. Allora sulla pensione di reversibilità anche alla signora, perché immagino abbia più di 64 anni, avrà diritto alla sicuramente alla 14ª. Volevo, scusi se disturbo ancora un attimo, doveva avere diritto anche di 100 euro di... Sì, esattamente, salvo che non ci siano altri redditi. Che poi Mi sente? Sì, anche i 200 euro avrà diritto la signora, certo. Certo, quindi le risposte sono positive su entrambi i fronti. Signora Mario, grazie Mario, saluti anche tutta Roncade. Perché poi il mosaico di tutte queste disposizioni è abbastanza complesso da un certo punto di vista, Biscaro, quindi il bonus, la reversibilità, cioè bisogna attenzionare particolarmente tutte queste voci. Assolutamente, però bisogna avere di fronte un disegno unitario sia da parte delle parti sociali, sia da parte del governo, per poter riformare il cosiddetto welfare statale. Così non facendo ci troveremmo ancora a discutere del lavoro gravoso, dei contratti a termine, del tirocinio, dello stage, eccetera, senza dare una risposta definitiva al lavoro, perché il lavoro, quando ci sono le vacche grasse, il lavoro va benissimo, tutto a posto, eccetera, ma il valore sociale del lavoro, tra l'altro la Repubblica Italiana è proprio fondata sul lavoro, viene meno quando invece ogni rappresentante di una parte della società guarda al proprio
personale, intendo dire di categoria, interesse, e non guarda il bene comune. Noi vogliamo che si guardi invece al bene comune, e da qui ne discende il fatto che abbiamo bisogno di una previdenza, come posso dire, omogenea e equa per tutti, con un'attenzione alle giovani generazioni prima di tutto, e credo che i pensionati siano in grado di dire sì, questo va bene, anche se dovessimo fare noi dei sacrifici, perché sono i giovani che ci pagheranno la pensione con i contributi che versano, se non fosse altro per questo. La famosa sostenibilità. Sostenibilità. Abbiamo bisogno di una società che contribuisca come posso dire, alle spese statali in modo proporzionale ed equo, e perciò dobbiamo assolutamente trovare una soluzione al fisco e non arrabattarci come stiamo facendo adesso anche con la questione delle aree balneari, che credo che all'esterno in Europa ci ridano dietro, perché non possiamo fermarci su questo, come non possiamo fermarci sulla questione del catasto. Viva Dio, il valore immobiliare della nostra ricchezza italiana dovremo vederlo chiaramente in modo trasparente, e dopodiché ci penseranno i governi se vorranno tassare di più o meno, ma queste sono le basi ed altre questioni sulle quali invece trovo difficile una, come posso dire, convergenza di idee e un'intesa su questo. Tant'è vero che finora i tavoli di confronto con il governo non sono andati a buon fine, se non per qualcosa, ma non sono andati a buon fine. Le priorità adesso sono altre, più che le concessioni, più che il catasto e quant'altro, ridare potere d'acquisto alle famiglie, certo, alla filiera in generale. Sì, e se posso essere un provocatore, ma ormai mi è andata così, cosa ne faccio io dei 600 o dei 200 euro per andare dal psicologo? Un altro bonus che io trovo sbagliato. O la rendi strutturale, e lo dico con cognizione di causa, perché noi rappresentando degli anziani sappiamo quanto bisogno adesso c'è di un aiuto psicologico dopo l'isolamento, certo. Ecco. Ma i giovani che hanno fatto la DAD, i giovani che sono stati chiusi in famiglia in questo periodo, anche loro hanno bisogno di questo. Con 200 euro quante volte vado dal psicologo io? In un anno. È una bella provocazione questa, Biscaro. Allora facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo, parliamo di invalidità civile e soprattutto di assegno unico. È davvero una rivoluzione. A fra poco. Di nuovo in studio per parlare di pensioni e dintorni. Abbiamo affrontato il nodo della 14ª per i pensionati e anche quello dell'indennità da 200 euro contro il caro bolletta che tanto fa discutere, ma ci sono altre questioni sul tavolo altrettanto importanti. Bresolin, torno da lei per parlare di invalidità civile e indennità di accompagnamento. Anche su questo fronte voi state facendo un'ampia campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione. Certo, perché la prestazione è riservata agli invalidi, sono varie e non hanno limite di età. Quindi ricordiamoci che nel momento in cui una persona ha una ridotta capacità o comunque ha delle minorazioni o un problema di salute, può fare domanda di invalidità civile, e partiamo da appena nato fino a qualsiasi età, quindi non abbiamo limiti. Diverse sono le prestazioni concesse. Se parliamo di minori si parla di indennità di frequenza, poi fino ai 67 anni, poi invece ci può essere l'invalidità civile, oltre i 67 anni si può parlare di indennità di accompagnamento, quindi quando una persona non è più autosufficiente. Chiaramente la non autosufficienza può essere concessa anche a chi meno di 67 anni o addirittura anche ai minori se appunto le minorazioni sono importanti. Quindi è bene nel momento in cui ci sono problemi di salute approcciarsi a questa domanda
quindi attraverso l'aiuto del patronato inviare la richiesta all'ASL, che poi procederà a fare una valutazione sanitaria sul mio stato di salute e emetterà un verbale che poi va o meno a corrispondere con un'indennità economica. Anche qui le indennità economiche variano a seconda della patologia, del grado di invalidità e dell'età della persona. Quindi gli importi che possono essere erogati variano dai 291 fino ai massimo di 660 euro, a cui può essere anche aggiunto l'indennità di accompagnamento. Quindi le prestazioni sono varie. Chiarissima, chiarissima Bresolin. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Chi parla? Pronto, sono Enzo da Marcon. Enzo da Marcon, ci dica Enzo. Niente, volevo sapere il discorso, prima di tutto, se uno in disoccupazione, se ha il diritto anche lui di tirare sia la 13ª che la 14ª. Poi volevo sapere un'altra cosa, del discorso della pensione di casalinga per mia moglie. Ok, ci può dare qualche dettaglio in più su questo ultimo aspetto, Enzo? Praticamente, siccome che io sono sempre collegato col sito dell'INPS, però delle volte ti arrivano tramite Facebook delle cose che sono vere e delle cose che non sono vere. Ecco, sua moglie quindi percepisce già qualche assegno, qualcosa? No, mia moglie è casalinga, fa 65 anni, diciamo, la prossima settimana, e volevo sapere se c'era, essendo che io sono... Enzo, non la sentiamo più. Comunque la prima sua domanda era relativa alla disoccupazione. Bresolin, cosa possiamo rispondere? Allora, è in disoccupazione o sta percependo un'indennità di disoccupazione? Sì, mi sente? Ecco, adesso la risentiamo, Enzo. Ecco, niente, la seconda cosa, mia moglie non percepisce nessun reddito, fa 65 anni all'8 di giugno, volevo sapere se c'era appunto una pensione di casalinga imminente oppure più avanti. Ok, allora ricominciamo dalla prima domanda. La prima domanda è quella relativa alla disoccupazione. Bresolin voleva chiedere al nostro telespettatore che cosa? Se il signore è disoccupato, quindi sta percependo un'indennità di disoccupazione oppure no? Se semplicemente io praticamente, signora, mi hanno dato l'invalidità lavorativa perché sono bloccato a letto con la schiena e ho fatto... No, io sto ancora lavorando, diciamo, però diciamo era per un amico che voleva sapere se nella disoccupazione può tirare sia la 13ª che la 14ª. Ok, domanda secca. Ok, allora se questa persona sta percependo la disoccupazione non prende sicuramente né 13ª né 14ª, ma potrà prendere i 200 euro di bonus nel mese di luglio, questo sì. La disoccupazione invece viene erogata solo per 12 mensilità. Chiarissimo, mentre per quanto riguarda la moglie del nostro telespettatore? Allora, per la signora, se parliamo di quella che comunemente si chiama pensione delle casalinghe, ma in effetti è l'assegno sociale, questa è legata a chi ha almeno 67 anni e ha un reddito familiare non superiore ai 12.170 euro. La pensione delle casalinghe, quella che viene erogata ai 65 anni di età, attenzione, quella è sempre una prerogativa di chi ha versato contributi anche nel sistema contributivo, che prevedeva con almeno 5 anni di contributi versati di erogare una pensione seppur minima, quindi credo che non sia questo il caso. Eventualmente credo che la signora dovrà attendere i 67 e poi verificare sulla base dei redditi coniugali a questo punto se può aver diritto o meno a quello che si chiama esattamente l'assegno sociale. Biscaro, voleva aggiungere qualcosa? No.
No, volevo ribadire, grazie comunque, volevo ribadire il fatto che, come si capisce, noi abbiamo un welfare che dà tante risposte, non sempre risposte importanti, ma sono sempre collegate alla questione del lavoro che la persona, uomo o donna che sia, ha alle spalle. Bene, tutto questo che chiamiamo stato sociale dovrebbe essere, come posso dire, alimentato dalle entrate che i cittadini fanno allo Stato attraverso il pagamento dell'IRPEF, eccetera, eccetera. Non dovrebbe rimanere per la maggior parte a carico dell'INPS, perché se no ci troviamo nella situazione, come adesso, come qualche anno fa, di una discussione mai terminata finora di separazione di assistenza dalla previdenza. Questa è un'altra riforma che dovremmo applicare fino in fondo, altrimenti ci troveremo sempre con, come posso dire, degli aiuti dati allo scopo di assistenza, ma che li diamo così anche senza una cifra importante, quando invece la necessità della famiglia o la necessità della persona meriterebbero invece aiuti molto più cospicui, molto più importanti. Se separiamo assistenza da previdenza, previdenza si arrangia e l'assistenza si arrangia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche i cittadini che adesso magari torcono il naso, guardano da un'altra parte, quando il sindacato, quando la CGIL parla di fedeltà fiscale, diventerebbero invece dei cittadini un po' più, come posso dire, corretti di fronte a queste necessità. Questa era la chiosa che volevo fare. Il principio è chi semina raccoglie, o dovrebbe essere così? Bravo, chi semina raccoglie. Ecco, questa la dobbiamo scrivere. Allora, sì, non l'ho inventata io. No, ma allora, così è. L'altro tema che appunto riguarda davvero tantissime famiglie, ne abbiamo parlato in queste settimane con gli amici del CAF, con comunque la Camera del Lavoro, ma è un tema ovviamente che torna perché non c'è ancora del tutto una chiarezza totale, quello dell'assegno unico. Ieri sera ci siamo sentiti, Biscaro, con lei per scalettare un po' l'intervento, non nessun mistero, e ci chiedevamo, ma questo assegno unico è davvero una rivoluzione? Perché così era stato in qualche modo preannunciato, ma lo è? Non lo so se lo è in modo pratico, lo è sicuramente dal punto di vista dei diritti, è un assegno appunto universale, unico. Lo sforzo che il governo ha fatto poteva essere uno sforzo un po' più ampio, però su questo non c'è ombra di dubbio. Io ho dei grossi dubbi e aspettiamo di verificare con le prime erogazioni, per far sì che le detrazioni che avevamo prima, con l'assegno del nucleo familiare che avevamo prima, la nostra popolazione, la nostra gente, la nostra platea, tanto per capirci, avrà un beneficio oppure ci sarà una riduzione? Io ho paura che ci sarà una riduzione. Addirittura? Sì. Bresolin, ci sarà una riduzione, lei anche da operativa. Allora, temo che in alcuni casi la riduzione ci possa essere, ovviamente poi chiaramente ogni singola famiglia ha un nucleo composto da un determinato numero di persone e quindi molto dipende anche da questo, quindi da come è composto il nucleo e da qual era il reddito del nucleo prima e dopo l'assegno unico. Io però volevo anche ricordare a quelle persone, a tutti quei pensionati che hanno nel nucleo familiare un figlio avente diritto all'assegno unico, si sono visti togliere l'assegno nucleo familiare, si sono visti togliere anche le detrazioni nella pensione. Attenzione, ovviamente per queste persone, fin tanto che hanno diritto all'assegno unico, avranno appunto il pagamento diretto di questo assegno universale. Nel momento in cui nel proprio nucleo familiare
non c'è più un figlio o uno dei figli aventi diritto all'assegno unico, potranno e dovranno ricordarsi di chiedere eventualmente l'assegno al nucleo familiare, quindi il vecchio ANF, anche per la moglie, se chiaramente i redditi lo permettono. In questo momento, tolto l'assegno al nucleo familiare per i figli, viene tolto anche quello del coniuge. Quindi in un secondo momento, quando usciranno dal nucleo familiare i figli aventi diritto all'assegno unico, potrebbe esserci di nuovo il diritto all'assegno al nucleo familiare per il coniuge. Quindi ricordiamoci anche di questa cosa. Fa benissimo ricordarlo, Bresolin, ma facciamo un passettino indietro, no? Facciamo un po' i didascalici. Che cos'è, per chi ancora non lo sapesse, questo assegno unico brevemente e come funziona? Allora, lo ricordiamo, l'assegno unico spetta ai figli già dal 7° mese di gravidanza, quindi del richiedente, del genitore, e fino ai 21 anni di età. Anche questa è una novità, ovviamente, perché tutti si ricorderanno che l'assegno al nucleo familiare spettava ai figli fino alla maggiore età, salvo che non parliamo di figli inabili. Quindi i figli dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età. Fino al 21° anno di età, a condizione che questi siano studenti oppure soggetti disoccupati in ricerca attiva di lavoro, quindi iscritti al centro per l'impiego, ma potrebbero essere anche stagisti o tirocinati, purché abbiano un reddito da lavoro non superiore agli 8.000 euro. Quindi l'assegno unico è rivolto ai figli e viene pagato per ogni singolo figlio. Questo poi l'importo dipende anche dal valore ISEE e anche dalla condizione del figlio stesso, se questo è minore, se dovesse essere invece inabile, qui non ci sono limiti di età e l'importo poi viene maggiorato. Quindi l'assegno unico è rivolto ai figli, questo dobbiamo ricordarcelo. I figli con disabilità senza limiti di età, leggiamo qua sempre dal... Senza nessun limite di età, questi hanno sempre diritto all'assegno unico. Mentre la domanda di assegno unico va presentata ogni anno entro il 30 giugno, anche qui, quindi... Esatto, la scadenza è imminente, va presentata entro il 30 giugno per poter usufruire dell'assegno unico a far data dalla decorrenza. Quest'anno la decorrenza è 1° marzo 2022. Se io vado a presentare la domanda a luglio, ovviamente il diritto all'assegno unico non lo perdo, ma avrò perso le mensilità arretrate, perché ne avrò diritto dal mese successivo alla presentazione della domanda. Domanda fatta a luglio, decorrenza ad agosto. Domanda fatta entro giugno, mi prendo gli arretrati a far data del 1° marzo. Il pagamento è un pagamento diretto che fa l'istituto, che fa l'INPS, e con un accredito diretto nell'IBAN del soggetto richiedente, indipendentemente da questo soggetto, che sia lavoratore, che sia pensionato, che sia disoccupato, qualsiasi condizione abbia. Bresolin si è frizzata solo per un momento, ma ritornerà fra noi fra pochissimo. Eccola qua, Bresolin diceva? Sì, scusate, forse è arrivata una chiamata e quindi non si è sentito. Dicevo che il pagamento viene fatto da parte dell'istituto, quindi dell'INPS, con accredito diretto nel conto corrente della persona, quello che ha indicato, indipendentemente dal soggetto richiedente, che questo sia lavoratore, che sia pensionato, che sia disoccupato, che sia nulla facente. È il genitore che deve presentare la domanda, potrebbe aspettare anche a entrambi i genitori, quindi se non c'è accordo oppure previo accordo dei 2 genitori, ognuno può chiedere la propria quota. E Biscaro, come sta procedendo? Ci sono tante richieste, qual è stata la risposta della popolazione, delle famiglie? Inizialmente sembrava un po' timida all'inizio, almeno così l'abbiamo raccontata. Dalle informazioni che ho, invece adesso quasi tutti si stanno attrezzando e stanno venendo negli uffici per appunto avere dei chiarimenti e capire che cosa fanno. Ma la cosa che conta di più è che è un'erogazione che viene fatta automaticamente dall'INPS, perciò anche chi non vuole presentare l'ISEE, perché non vuol far sapere
i fatti suoi, no? Il solito problema, sempre il solito problema. Ecco, questo comunque avrà 50 euro di assegno unico universale. Per questo prima dicevo che è un diritto finalmente, no? Però dobbiamo sforzarci per entrare di più a dare risposte a chi invece ne ha sul serio bisogno. Diciamo che dopo benissimo i 21 anni, ma insomma, se io ho figli che vanno all'università, che forse un aiuto migliore. Lei avrebbe messo un altro limite, 25, qual è l'età giusta? Qua potremmo aprire un dibattito infinito. No, non lo apriamo. Non lo apriamo perché poi ci sono i fuoricorso, quelli che non si laureano più. E quindi diciamo che il tema è sempre molto scivoloso, ma scherzi a parte, probabilmente dopo questo primo periodo di rodaggio ci sarà la necessità di arrivare a qualche modifica probabilmente di questo meccanismo. Assolutamente sì, e qui devo dire che il governo sta assolutamente confrontandosi con i sindacati confederali per appunto presentare delle proposte migliorative. Sicuramente sì, questo c'è. Bresolin, restano invece ancora in vigore l'assegno al nucleo familiare e l'assegno familiare. Leggo sempre dalla vostra brochure. Cosa significa questo? Esatto, faccio solo una precisazione, volevo dire l'assegno unico ad oggi noi abbiamo presentato 13.500 domande, quindi direi un numero cospicuo. Ecco, non lo sapevo. Ha dato una notizia a tutti noi e anche a Biscaro, non sono poche. Silvia, l'hai data anche a me perché non sapevo il numero e non volevo sbilanciarmi, ma evidentemente il servizio che diamo è un servizio buono. È un servizio ottimo sicuramente, anche perché la persona fa tutto in un unico appuntamento, viene al CAF, prepara l'ISEE e poi attraverso il CAF siamo in grado anche di raccogliere la domanda di assegno unico e che poi viene trasmessa attraverso il patronato, quindi lo si fa in un unico appuntamento e questo agevola sicuramente le persone. Volevo solo aggiungere anche per quel che riguarda l'assegno unico, è vero che non è necessario presentare l'ISEE, quindi possiamo chiedere l'assegno unico anche senza l'ISEE, ma dobbiamo sempre presentare però una domanda entro il 30 giugno. Attenzione, viene erogato sì comunque l'importo ma previa domanda, senza ISEE ma con la domanda di assegno unico. Volevo solo ricordare questo. Ritornando all'assegno familiare, quindi il vecchio assegno al nucleo familiare ANP, questo potrebbe ancora aspettare, può ancora aspettare, ai nuclei familiari composti da marito e moglie, quindi dove non ci sono figli, ok? E il limite di reddito per aver diritto all'assegno al nucleo familiare sono 24 euro, quindi il nucleo familiare, reddito del marito e reddito della moglie. Qui parliamo di reddito imponibile fiscale, non parliamo di reddito ISEE. In questo caso è possibile richiedere ancora l'assegno al nucleo familiare sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati. Questo limite poi da 24.000 può passare a 36.000 nel caso in cui uno delle due persone, quindi un marito o moglie, sia un soggetto inabile. Inoltre è possibile anche per i vedovi o le vedove titolari di pensione di reversibilità che non hanno un reddito superiore ai 28.000 euro ricevere un assegno, sempre al nucleo familiare, per se stessi. Quindi parlo di vedove al femminile perché lo sappiamo bene, insomma sono più frequenti i casi in cui ci siano vedove che vedovi, comunque non c'è distinzione chiaramente. Nel caso in cui questo soggetto sia inabile, quindi abbia un'invalidità al 100%, potrebbe chiedere anche l'assegno per se stesso. Spesso questo viene chiamato anche assegno di vedovanza, anche se in effetti non è questo il nome corretto, ma si parla sempre di assegno al nucleo familiare. Interessante, assolutamente, quindi ci sono ancora in vigore queste due possibilità ed è molto importante ribadirlo. Allora, in conclusione, prima abbiamo parlato di questa stagione di confronto che si apre all'interno della Camera del Lavoro e tra la Camera del Lavoro e il territorio. Il primo appuntamento sarà per il 10 di giugno alle Stefanini, però il vostro obiettivo è appunto arrivare a Roma con richieste precise, Biscaro.
Assolutamente sì, e le richieste possiamo sintetizzarle in tre questioni. La prima è ovvio, ma non mi dilungherò su questo, la pace. Noi come CGIL subito abbiamo, come posso dire, informato la popolazione che nel momento in cui si apre una guerra, un'invasione come è avvenuta da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, la cosa principale, la prima cosa da fare era quella, e ahimè non è avvenuto, il cessate il fuoco, per poi dare la possibilità alla diplomazia di negoziare le condizioni della pace. E abbiamo visto in 3 mesi che cosa ha significato questo dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche economico. L'altra questione è il lavoro, e sul lavoro le cose che dicevo prima qui le ribadisco. Dobbiamo trovare una soluzione alla precarietà e al lavoro cosiddetto povero. La precarietà vuol dire: copiamo la Spagna? Copiamo la Spagna. Se qualche nazione fa cose migliori delle nostre, io non sono assolutamente invidioso o geloso. Facciamo come ha fatto la Spagna. Non può esserci in Italia, non ci possono essere in Italia rapporti di lavoro che sono da un lato a termine, dal lato precari come proprio definizione e poveri come retribuzione, perché significa sconquassare il mercato del lavoro. Qui c'è il ragionamento della formazione che sta a monte rispetto a quando un giovane si affaccia al mondo della produzione, ma non cambia tanto il ragionamento che io sto facendo. In Italia non abbiamo più bisogno di rapporti di lavoro a tempo determinato, non abbiamo più bisogno di rapporti di lavoro a tempo determinato, questo lo dico per la seconda volta. L'altra questione... Abbiamo dato, lei dice. Certo, è dal 92 che abbiamo dato. Bene. L'altra questione invece è quella della giustizia, definiamola sociale, e della democrazia. Qui ci sono 2 cose. Democrazia: urge completare il dettato costituzionale sulla rappresentanza e sulla rappresentatività. Ci deve essere una legge che conta CGIL, CISL, UIL, che conta la Confindustria, che conta le associazioni datoriali in generale, Confcommercio, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire che conta? Che attraverso un accordo dichiari chiaramente a tutti che la CGIL conta per il 20%, Confindustria conta il 20% di chi si rappresenta, e non l'80, i 60 a seconda. Regole chiare sulla rappresentanza. Regole chiare sulle quali, perciò regole cogenti, sulle quali tutti dicano ok, partiamo da là. Perché se partiamo da qua, allora i contratti nazionali potranno diventare sul serio quello che in Costituzione c'è ma non è stato applicato, erga omnes. Cosa vuol dire? Validi per tutti. Con 980-986 contratti nazionali nel 2022, chi è che decide quale contratto applicare? Il datore di lavoro. Questo è il tema del florilegio, qualcuno direbbe giungla di contratti, di contratti applicabili. Assolutamente. E qui diventerebbe immediatamente, come posso dire, positiva la concorrenza fra le aziende e io direi anche fra i dipendenti. Perché questo significa che io mi propongo al lavoro per quello che so fare, questo significa che il datore di lavoro mi retribuisce appunto per quello che so fare, non perché sono amico dell'amico.
Questo è quello Questi sono i temi salienti, sì, da qui alle prossime settimane si apre questa fase di ascolto e di confronto all'interno della CGIL. Grazie Vigilio Biscaro, segretario generale dello CGIL di Treviso, grazie anche a Silvia Bresolin, sempre della segreteria provinciale della CGIL di Treviso. Grazie davvero Bresolin, buon lavoro. Buon lavoro a entrambi. Grazie a te, grazie ad Antenna 3 che ci dà questo spazio. Allora, grazie a voi, è il momento dei ringraziamenti finali per averci seguito fin qui, e grazie anche alla regia, ad Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. Noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 l'informazione da Venezia e provincia, alle 19:30 Treviso con Belluno. È davvero tutto, buon proseguimento di giornata con Antenna 3.